Telespettatori di Antenna 3, buona giornata e ben ritrovati con la nostra edizione straordinaria dei telegiornali che vi terrà compagnia anche quest'oggi sino alle 14:30. Anche quella di oggi è una giornata ricca di notizie e di eventi, con molti ospiti e con svariati collegamenti con le nostre sedi per tutti gli aggiornamenti su quelle che sono le notizie di cronaca della giornata. Con oggi, venerdì 2 luglio, inizia quello che è il primo weekend dell'estate di esodo estivo. Ci sono delle previsioni per quanto riguarda il traffico sulle principali arterie della viabilità stradale ed autostradale della nostra regione in direzione delle principali località di vacanza. Proprio per fare il punto della situazione abbiamo in collegamento Gianfranco Martorano, dirigente della Polizia Stradale del Veneto, nonché comandante della Polstrada di Padova. Buongiorno comandante, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Buongiorno, la sentiamo un po' con il volume basso, se magari dalla regia, ecco, o se può avvicinarsi, perfetto. Allora, qua. Ecco, benissimo, ora la sento bene. Allora, oggi, con oggi pomeriggio, insomma, comincia il primo vero e proprio esodo estivo di questa stagione 2021. Qual è, comandante, la situazione attuale del traffico sulle principali arterie della nostra regione e quelle che sono le previsioni per questo weekend? Sì, come ha detto, con questo weekend iniziano quelli che sono i periodi di maggior movimento, soprattutto dei vacanzieri, quindi abbiamo allertato tutti i nostri servizi preventivi, soprattutto sulle principali viabilità che per il Veneto sono appunto soprattutto l'autostrada 4, la Brescia-Padova e le autovie venete, quindi la strada che va verso Trieste e la Slovenia per intenderci. Stamattina abbiamo avuto una prima criticità di cui ne sentiamo ancora le conseguenze ancora oggi, è all'altezza più o meno di Desenzano, tra Desenzano e Brescia, in direzione Venezia, dove abbiamo avuto un importante incidente che causa ancora circa 7 km di coda in direzione Venezia per l'appunto. Per il resto al momento ancora sulla regione non si registrano criticità. Ecco, le principali arterie, diciamo, della regione, comandante, ovviamente saranno sorvegliate speciali, no? In questo primo grande esodo estivo. Nel dettaglio, diciamo, quali sono le previsioni di traffico, visto che insomma è un'estate anche questa particolare, c'era stato il calo del traffico determinato dal lockdown, ora con questa ripresa ormai di tutte le attività economiche, con la voglia di spostarsi, insomma, da parte di tante persone, ci sono delle previsioni di incremento del traffico. Peraltro mi sembra proprio che una recentissima indagine abbia testimoniato come circa 8 italiani su 10 per queste vacanze abbiano intenzione di raggiungere le località di villeggiatura utilizzando l'auto, la moto piuttosto che il camper, quindi spostandosi con il mezzo proprio più che utilizzando mezzi di trasporto pubblici oppure gli aerei. Questo quindi diciamo vi fa presagire che ci saranno, insomma, delle situazioni di maggiore criticità? Sì, queste sono le previsioni che facciamo anche noi, del resto l'abbiamo già riscontrato, come l'abbiamo già riscontrato peraltro nei weekend precedenti, per cui già dalle prime ore del pomeriggio di oggi, nonché tutta la mattinata di domani, avremo sicuramente un'importante intensificazione. La giornata di domenica sarà caratterizzata anche dai movimenti giornalieri, quindi il traffico intenso la mattina, traffico intenso il pomeriggio fino a tarda sera per i rientri nelle città, perché questo già da alcuni anni il movimento mordi e fuggi, cioè partire la mattina ed entrare la sera, ormai è diventato un fenomeno consueto che siamo già abituati ad aspettarci, a prevedere e a controllare.
Ecco, voi come Polizia Stradale del Veneto come vi state preparando? Qual è il piano che avete messo in atto proprio per fronteggiare questi fine settimana che da questo insomma in avanti fino a tutto il mese di agosto saranno caratterizzati da intensi movimenti di veicoli? Abbiamo potenziato il servizio di vigilanza e quindi di controllo nelle fasce in cui prevediamo il maggior traffico, come appunto vi abbiamo detto, e ovviamente per quello che riguarda la stradale appunto sulle principali arterie che come dicevamo prima sono sicuramente le autostrade, ma anche le direttrici che portano al mare, e ad esempio mi viene in mente la statale Romea, che è una delle strade interurbane più trafficate d'Italia, quindi sicuramente la Romea, sicuramente le strade che portano al mare dalla provincia di Padova, la 516, la Via del Mare. Mi viene però di dare subito un suggerimento su queste strade, soprattutto le extraurbane. Prevedere tempi doppi del normale è cosa ormai statisticamente provata, quindi assolutamente chi intraprende un viaggio su queste direttrici si doti di dosi di pazienza e rispetti le norme comportamentali, ma soprattutto sapendo che dovrà percorrere una coda, appunto assolutamente non tenti di superare a tutti i costi il veicolo che lo precede o piuttosto circolare contromano. Comportamenti scorretti gravemente sanzionati dal codice della strada che abbiamo riscontrato e abbiamo sanzionato già nelle settimane precedenti. Ecco, comandante, lei citava poco fa la statale Romea, una strada insomma che da sempre è caratterizzata da traffico molto intenso, anche da un traffico di mezzi pesanti e che proprio nell'ultimo periodo è come dire sorvegliata speciale, proprio perché a causa del cantiere di rifacimento del ponte sul Brenta a Chioggia, tra Chioggia e Sottomarina, e quindi l'istituzione di una sola corsia a senso unico alternato sta provocando delle code lunghissime già durante la settimana. Insomma, in questo periodo vi aspettate quindi una criticità maggiore? Ci sono dei suggerimenti che voi potete fare durante la settimana? Addirittura ai mezzi pesanti viene suggerito di non percorrere la Romea, ma di preferire la 13, no? per scendere diciamo in direzione Ravenna e verso il sud. Assolutamente, individuare itinerari alternativi che, come lei ha detto, possono essere ad esempio la 13, percorrere la 13. Ci rendiamo conto che soprattutto per i veicoli commerciali può comportare un allungamento dell'itinerario, nonché un maggiore onere per il trasporto, perché parliamo di percorrere strade a pedaggio, però il cantiere di Sant'Anna di Chioggia è una criticità al momento che causa e causerà ancora in questi mesi rallentamenti, quindi valutare bene i rapporti costi-beneficio di intraprendere percorsi alternativi che sono sia in loco e sia sulla viabilità autostradale, come appunto lei ha detto. Ma in ogni caso in questi massima prudenza e rispetto delle regole, e noi saremo lì presenti a vigilare. Ecco, quindi questo diciamo è un suggerimento che lei dà anche a tutti quei vacanzieri che hanno intenzione di mettersi in viaggio verso le località del sud della nostra penisola, che quindi dal nostro Veneto scenderanno verso il sud, di evitare la Romea. Ove possibile, ovviamente sì, mi rendo conto che è una strada strategica che ha poche alternative importanti e quindi molti sono costretti a percorrerla ugualmente, per cui dovendola percorrere in ogni caso, come ho detto, armarsi di pazienza e prevedere tempi di percorrenza notevolmente maggiori a quelli della media degli altri giorni. Ecco, lei accennava poco fa al traffico commerciale, ai mezzi pesanti. Quali sono le limitazioni a partire da questo fine settimana? Sì, come sanno soprattutto i trasportatori professionisti, abbiamo il calendario dei divieti per i mezzi pesanti che per questo weekend entrerà in vigore da sabato mattina dalle 8 alle 16 per poi proseguire per la giornata di domenica dalle 7 alle 22. Quindi assolutamente astenersi dal circolare se non per gli autorizzati in queste fasce orarie, perché renderebbero veramente problematica la circolazione dei veicoli leggeri.
Comandante, quali sono, in parte lei ne ha già accennato, quali sono diciamo, i consigli che voi date a tutte le persone che stanno per mettersi in viaggio in questo fine settimana per partire per le vacanze? Pensiamo quindi anche a molte famiglie con bimbi in auto che magari affronteranno dei viaggi anche piuttosto lunghi ed impegnativi. Intanto programmare il viaggio in base anche alle proprie caratteristiche e alle proprie esigenze, ma ove possibile evitare queste ore che ho appena citato di massima punta, quindi le ripeto, il pomeriggio del venerdì, la mattina del sabato, il pomeriggio del sabato, la mattinata della domenica, quindi chi riesce ne ha la possibilità, preferire magari le ore notturne, che tra l'altro sono caratterizzate anche da temperature esterne più basse e quindi consentono un viaggio con maggior comfort. Dopodiché sicuramente viaggiare sempre riposati, non mettersi alla guida dopo aver già lavorato, fare frequenti pause durante il viaggio per ridurre lo stress alla guida o alternarsi alla guida se questo è possibile con altri passeggeri o altri componenti del proprio equipaggio. Attenzione e cura anche alle condizioni di efficienza del proprio veicolo, controllare ad esempio le scadenze dei documenti sia della patente di guida che del contratto di assicurazione, nonché della regolarità della revisione del proprio veicolo. Sarebbe una buona prassi far fare un controllo tecnico da un meccanico di fiducia dell'efficienza del sistema sterzante, quindi di avere un veicolo per efficienza. Altra importante è il sistema del carico, sia all'interno del veicolo sia all'esterno. Pensiamo ai portabagagli esterni o molto più frequentemente e facilmente alle biciclette posizionate sul bagagliaio. Per noi è frequentissimo riscontrare perdite di carico anche significative anche dai veicoli leggeri, che possono determinare incidenti anche con condizioni molto gravi, soprattutto se questo si verifica in ambito stradale. Ecco, quindi sicuramente questo è molto importante proprio per tutti coloro appunto che stanno per mettersi in viaggio e che magari caricano anche sopra l'auto, le biciclette e quant'altro. Un'ultima domanda le volevo fare, comandante, perché è un quesito che molti telespettatori anche ci hanno posto telefonando in redazione. Per quanto riguarda le normative anti-Covid, ora che siamo in zona bianca, quali sono le prescrizioni se si viaggia con delle persone che non sono nostre conviventi? Siamo in zona bianca, però che l'abitacolo del nostro considerato un luogo ristretto. Quindi, ecco, c'è qualche problema nel collegamento, comandante, chiedo scusa, ma non riusciamo a sentirla bene, deve esserci qualche problema nel collegamento. Prego, vediamo se riusciamo a sentirla ora. Diceva siamo in zona bianca e quindi? Quindi permane l'obbligo di distanziamento anche all'interno del veicolo, quindi obbligo dell'uso dei mascherine tra non conviventi, per cui nella nostra famiglia non abbiamo problemi, possiamo viaggiare su sedili anteriori e posteriori senza far uso della mascherina. Qualora siamo non conviventi, dobbiamo rispettare le stesse regole che abbiamo sul trasporto urbano pubblico piuttosto che con noleggio con conducente, quindi obbligo di distanziamento e uso di mascherine. Per intendere, il conducente della fila anteriore viaggerà solo. Nella fila anteriore prenderanno posto distanziati massimo 2 occupanti che andranno ad occupare i sedili adiacenti ai finestrini, per usare un linguaggio asettico. Quindi massimo 3 persone se non si è conviventi all'interno della stessa auto, 1 davanti e 2 dietro, giusto? Se è un veicolo omologato per 5 persone, sì.
Ottimo, quindi anche questa diciamo è una risposta alle tante domande che c'erano pervenute in redazione proprio da parte dei telespettatori. Comandante, la vediamo insomma che lei è su strada anche in questa giornata, e la ringrazio per averci concesso questo collegamento ovviamente in una giornata anche particolare, quella di oggi per il padovano. Lei ora mi pare si trova a Monselice perché è prevista una manifestazione importante quest'oggi che avrà anche delle ripercussioni sulla viabilità. Sì, sono a Montegrotto in realtà. Ah, Montegrotto. Oggi abbiamo Montegrotto Terme, perché oggi abbiamo la quarta tappa del 29esimo Giro del Veneto, che partirà appunto da Montegrotto alle 13:30 per arrivare a Trissino. Quindi percorreremo le strade della provincia di Padova e Vicenza con appunto questo contingente di scorta della polizia stradale, che è composto da 10 moto, due auto e un furgone, che scorteranno appunto i ciclisti in questa manifestazione sportiva molto importante che è appunto il 29esimo Giro del Veneto. Comandante, io la ringrazio per questo collegamento e per il tempo che ci ha dedicato. Naturalmente auguro a lei e a tutti gli agenti che hanno il compito di vigilare su un esodo sicuro e in tranquillità per tutti coloro che partiranno per le vacanze o semplicemente per il weekend. Un buon lavoro e grazie ancora a Gianfranco Martorano, dirigente della Polizia Stradale del Veneto e comandante della Polstrada di Padova. Buon lavoro. Grazie a voi, grazie. Grazie. Allora, avete sentito quelle che sono insomma le raccomandazioni fondamentali per quanto riguarda appunto la partenza per le vacanze in questo che è il primo esodo estivo dell'estate 2021. In questo fine settimana c'è anche un'altra iniziativa particolare che è quella relativa alla partenza dei saldi, ma vedo dalla regia mi hanno messo nel preview in collegamento la collega Valentina Visentin da Padova. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno, mi trovo a pochi passi dal centro vaccinale dell'ospedale militare, così possiamo fare con voi il punto della situazione sui nuovi cluster di variante Delta che purtroppo si sono registrati nelle scorse ore nel Padovano. Si attendono infatti gli esiti di 2 nuovi tamponi su 2 partecipanti, 2 persone dello staff del campus di Isola Verde della regista Mauro Bergamasco, che ieri hanno accusato dei sintomi simili al Covid. Lo ricordate, il campus è stato sospeso dopo i contagi tra i ragazzi, quindi si attendono gli esiti di questi 2 nuovi tamponi. Intanto si sono registrati 2 nuovi cluster di varianti Delta. Si tratta di 3 dipendenti di una ditta di San Giorgio in Bosco nell'Alta Padovana, rientrati da un viaggio di lavoro in Uzbekistan. Lo Spisal sta già effettuando tutti i controlli sugli altri lavoratori, dei dipendenti dell'azienda, mentre c'è un altro cluster più ridotto che riguarda una operatrice di un centro estivo di Villafranca Padovana, che ha contagiato a sua volta la piccola disabile che le era stata affidata. Sembra comunque un cluster contenuto, visto che operatrice e bambina non avevano avuto altri contatti con i partecipanti al centro estivo. Si attende inoltre di conoscere gli esiti dei tamponi, circa 700 quelli che verranno fatti sui frequentatori del centro sportivo Padova Nuoto e dei ragazzi invece del centro estivo della parrocchia di San Paolo, dove ci sono stati dei casi di variante Delta collegati alla donna di 49 anni che è attualmente in terapia intensiva proprio a causa degli effetti del contagio da variante Delta, donna che ricordiamo non era stata vaccinata. E poi c'è appunto da monitorare la situazione invece di variante brasiliana, che riguarda un condominio abitato da bengalesi sempre a Padova, in zona Arcella. E poi, se ho ancora tempo, volevo fare il punto della situazione sulla cronaca, perché purtroppo c'è un episodio spiacevole di molestie da registrare qui a Padova. Vittima una ragazza
giovanissima che stava correndo in bicicletta lungo l'argine tra Terranegra e Volta Barotto, quindi un tratto di argine che i padovani conoscono ed è molto frequentato. Purtroppo ieri pomeriggio la ragazza è stata molestata da un esibizionista che le si è parato davanti con i pantaloni e le mutande calate. La ragazza è riuscita a scappare, ad allertare il 113 e anche ad avvisare, a bloccare delle altre ragazze che in quel momento stavano passando. Nel frattempo però l'uomo si è dileguato. Si spera ora che con la descrizione dettagliata fatta dalla ragazza sia nei social network ma anche agli agenti della questura questo molestatore si possa essere identificato quanto prima. Grazie mille allora Valentina per questo collegamento e queste notizie che ci hai fornito da Padova e provincia. Naturalmente poi tutti i dettagli potremo vederli questa sera nel corso dei nostri telegiornali. Grazie e buon lavoro a Valentina Visentin da Padova. Ciao Valentina. Grazie. Eccoci, allora stavamo dicendo l'altro importante evento di questo fine settimana è quello della partenza dei saldi al via appunto da domani, da sabato 3 luglio nella nostra regione. Vedo che abbiamo già in collegamento il nostro prossimo ospite. Buona giornata e benvenuto a Guido Pomini, presidente di Federmoda Treviso. Buongiorno. Buongiorno a lei, grazie per l'invito. Buongiorno Presidente. Allora, domani si parte con i saldi. Quali sono le aspettative di un settore che sta pagando veramente molto caro il prezzo della pandemia? Sì, come diceva lei, è un settore che da 15 mesi sta pagando alla fine forse il prezzo più caro di questa pandemia. Le aspettative sono tante, anche perché probabilmente saranno i saldi più importanti degli ultimi 10 anni. Come si diceva poco fa, veniamo da 15 mesi difficili in cui veramente le aziende sono state messe all'estremo, pur restando forse più aperte di altre. Direi che con questo saldo probabilmente ci si gioca buon parte della resistenza che le aziende avranno in futuro nell'affrontare la prossima stagione e gli anni a venire. Ci sono alcuni dati che fanno ben sperare. Prima di tutto il dato sulla spesa media delle famiglie, che è stato stimato circa in 170 euro, in forte crescita rispetto a quello degli anni passati, e anche un sentiment che, come dire, se può essere, come dire, significativo di una nuova e ritrovata voglia di consumare, di acquistare da parte del consumatore. Quindi diciamo che ci sono tutte le aspettative perché si possa respirare un pochettino e guardare con un po' più di fiducia al futuro. Ecco, per quanto riguarda la data di inizio, sappiamo che anche quest'anno, come già in tutti gli anni precedenti, insomma c'è stato un grosso dibattito. Sicuramente il 3 di luglio è presto, insomma è una data sicuramente anticipata, anche se peraltro molti negozi già da qualche settimana hanno cominciato con degli sconti particolari, magari per i clienti più affezionati o per determinati tipi di acquisti. Voi che cosa ne pensate di questo? Qual è la vostra posizione come Federmoda? Beh, allora c'è da fare una premessa che è questa. Da sempre si è cercato di arrivare a una data unica di inizio saldi in tutta Italia, proprio perché, come dire, questa diventava anche un forte valore mediatico. Quest'anno in particolare si è dibattuto più del solito perché le regioni non erano assolutamente allineate su questa posizione. Tant'è che il Veneto, una parte del Veneto, sperava di ripartire dalla data di gran successo dell'anno scorso, che era l'ultima settimana del mese di luglio, l'ultimo sabato, credo proprio il 31 luglio, perché a consuntivo l'anno scorso il saldo aveva portato degli ottimi risultati, accontentando sia le imprese che i consumatori. Quest'anno, in realtà, per motivi molto complessi, si è arrivati al 3 luglio dopo essere tra l'altro passati per un'ipotetica data di mezzo del 17 di luglio, terzo sabato del mese, nel quale sembrava si potesse mettere un po' tutti d'accordo. Poi nell'iter che ha portato poi alla conferenza dei servizi delle regioni,
individuare la data unica, diciamo che ha prevalso chi spingeva per una partenza più o meno in linea con quelle degli anni passati rispetto a chi avrebbe voluto una partenza più tardiva. Però insomma, tant'è, oggi siamo qui e cerchiamo di fare un buon lavoro e di portare a casa il miglior risultato. Ecco, secondo lei quanto tempo ci vorrà per vedere come sarà l'andamento di questi saldi? Insomma, la gente comincerà subito a spendere, aspetteranno ancora un po'? Quali sono le vostre previsioni? Ma io credo che per avere un dato significativo si dovrà aspettare almeno la fine del mese di luglio, perché mai come oggi un dato medio potrebbe essere un fuorviante. Siamo abituati a verificare già dopo il primo weekend, dopo la prima settimana, però quelli invernali ancora sono più facili da tracciare, ma quelli estivi, dove per esempio la questione atmosferica, un sabato di bel tempo può portare la gente verso lidi diversi rispetto alle città, oppure viceversa, ci impongono secondo me oggi a ragionare su almeno dopo le prime 3 settimane. Lì potremo fare un po' il punto della situazione, capire anche se, e soprattutto direi, se gli sconti medi con cui si è iniziato questa avventura siano, come dire, corretti rispetto a quel patto che noi speriamo venga, anche se in maniera, come dire, del tutto virtuale, siglato tra imprese e consumatori rispetto a un reciproco soddisfazione. Intendo dire, cioè, se la domanda richiede da subito degli sconti pesanti e il commercio per seguire la domanda si adegua, rischiamo di fatto che questo saldo, sì, da un lato svuoti i negozi, svuoti i magazzini, ma dall'altro che di fatto non faccia altro che aumentare la criticità e la difficoltà di fare marginalità dalla parte delle imprese, tenendo conto che sono 15 mesi che sono praticamente sotto stress. Ecco, la situazione appunto dei negozi, di questa grave crisi che ha interessato tutto il settore del tessile, il settore della moda e delle calzature, che peraltro, lo ricordiamo, è l'unico per il quale è tuttora in vigore il blocco dei licenziamenti, no? dei dipendenti. Magari ne parliamo dopo tra poco anche in questo senso, ma per quanto riguarda appunto le situazioni dei negozi, il sentore che voi avete, tutti comunque ce la faranno a tenere aperto? C'è anche chi ha deciso, insomma, di mollare, di chiudere. Ma la situazione è difficile, come dire, fare una fotografia corretta in questo momento è difficile, perché di certo i bilanci di questo settore sono bilanci in forte criticità. Credo che molti imprenditori in questo momento abbiano, pur di restare sul mercato, rimesso in azienda tutto quello che avevano messo da parte per il proprio futuro, proprio perché c'è un forte attaccamento a questo modo, a questo mondo e alla voglia di fare impresa in questo settore. Bisognerà capire quando riusciremo a ritornare in una specie di normalità, nella quale più che altro poter affrontare con un minimo di certezza gli investimenti futuri. Cioè, quello che a noi interessa non è tanto o meglio, o non è solo quello di capire dove dovremo riposizionarci, ma capire come dovremo riposizionarci, e per poi dopo decidere quali azioni in azienda mettere in atto per affrontare un futuro che sarà sicuramente diverso dal passato. Oggi la difficoltà, la mancanza di liquidità, un'estrema esposizione del debito con questa incertezza rispetto al futuro sta giocando una componente pesante dal punto di vista proprio imprenditoriale, ma anche dal punto di vista psicologico. Quindi potrebbe anche essere che chi magari è un po' verso la fine della propria avventura possa pensare anche alla fine di quest'anno di magari mollare e affrontare la vita in maniera diversa da qua in avanti.
Ecco perché peraltro appunto come lei accennava sicuramente anche le stesse abitudini dei consumatori in quest'anno e mezzo di pandemia sono profondamente cambiate con il boom degli acquisti online per ovvie ragioni appunto determinate dalla pandemia, ma in questo senso diciamo che cosa deve fare il commercio diciamo tradizionale per poter continuare ad avere una prospettiva futura? Allora intanto deve evolversi, al di là del fatto che possa scegliere anche il canale di vendita digitale per aumentare il proprio fatturato, deve evolversi come pensiero di fondo, no? Quindi deve affrontare un percorso critico in azienda per capire come, anche come negozio fisico, intercettare le nuove abitudini di consumo. Ci tengo però a dare un dato che qualche volta ultimamente non viene così condiviso, cioè il 2020 è stato un anno del boom delle vendite e-commerce. In realtà il 2021 sta già segnando una forte inversione di tendenza rispetto al 2020, anzi per certi versi in alcuni settori il 2021 è un anno di regressione rispetto al 2020 delle vendite con canali digitali. Il che questo vuol dire che al di là di quello che si dice di norma, l'appeal che hanno i negozi fisici con il loro servizio, con soprattutto il contatto fisico, in realtà non è del tutto scomparso. Bisognerà giocare molto su questo, cercando di innestare su queste nostre abitudini, su questa nostra capacità di relazione anche nuova tecnologia e nuovi servizi per rendere sempre più fidelizzabili i nostri clienti. Quindi insomma... volevo dire, quindi insomma nel consumatore rimane quella voglia di avere il proprio negoziante di fiducia, di provare per i capi d'abbigliamento, di avere il consiglio, quindi tutto quel valore aggiunto dell'acquisto che si può avere solo nel negozio fisico. Assolutamente sì, questo lo dicono addirittura i grandi player dell'e-commerce che stanno cercando di entrare sul mercato fisico perché sono consapevoli che quello è il presupposto per fare la differenza anche nelle vendite digitali. Quindi noi dobbiamo sfruttare questo vantaggio competitivo che abbiamo, dobbiamo sfruttarlo bene, forse cambiando approccio anche dal punto di vista culturale, ma mettendo ben davanti questo punto di forza che poteva fino a essere poco tempo fa essere nascosto o non così considerato, che invece oggi grazie anche alla pandemia, dire grazie alla pandemia è una parola veramente forte, però dico grazie a questo ci ha fatto comprendere alcuni aspetti del nostro essere imprenditori fisici che in qualche modo davamo per scontati, sulle quali non ci lavoravamo e che invece sono il punto di ripartenza. Ecco, questo fa capire anche, dottor Popini, l'importanza del personale, dei vostri collaboratori che molto spesso instaurano proprio questo rapporto di fiducia con la clientela che si reca fisicamente in negozio per effettuare degli acquisti. Dicevamo prima che appunto proprio il settore del tessile, dell'abbigliamento, della calzatura, della moda, insomma in generale è quello per il quale il governo ha deciso di mantenere ancora il blocco dei licenziamenti, vista appunto proprio le grandi difficoltà che questo settore ha attraversato. Dal suo punto di vista, insomma dal suo osservatorio, ci saranno comunque quando verrà sbloccato questo vincolo delle aziende insomma che decideranno di lasciare a casa dei propri collaboratori? Ma guardi, io credo che probabilmente nel manifatturiero, quindi nelle aziende che producono, un impatto ci sarà, non c'è dubbio, perché i fatturati sono calati. È anche vero che molte aziende hanno fatto quel percorso inverso degli anni 90 e quindi sono ritornati con la produzione in Italia, soprattutto quelle di qualità, e queste per assurdo potrebbero anche nel riposizionamento della propria forza lavoro avere saldi positivi. Potrebbe esserci un certo tipo di distribuzione di grande dimensione di questo settore che procederà per una riorganizzazione, ma vorrei dire con certezza che in realtà le attività che di fatto numericamente fanno questo comparto, che sono tutte attività piccole, c'è un 2,5 se non ricordo male, sono gli addetti per attività,
queste io penso che si terranno ben stretti i propri collaboratori, perché sanno che sono, come dire, una della forza del proprio fare impresa. Così come è successo anche in passato, anche nella crisi del 2009, del 2010, prima di arrivare a quello veramente ci si mette le mani in tasca e si arriva fino all'ultima monetina che sta in tasca prima di arrivare a quella decisione, se non altro perché c'è un aspetto, come dire, di puro valore di business, ma ci sono anche alle spalle spesso delle relazioni che si instaurano, che vanno ben oltre a quella del contratto di lavoro, spesso sono parte integrante della nostra famiglia come impresa, ma anche famiglia proprio con l'eccezione più alta. Certo, dottor Pominio, la ringrazio. Vedremo dunque come andranno questi saldi al via da domani, i più importanti degli ultimi 10 anni. Lei ha detto, avremo modo insomma di aggiornarci prossimamente sull'andamento delle vendite. La ringrazio e buona giornata a Guido Pomini. Grazie al presidente di Federmoda Treviso. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia. A tra poco. Eccoci, siamo nuovamente in diretta con la nostra edizione straordinaria dei telegiornali. Ecco, vedo che abbiamo in collegamento da Vicenza la collega Gabriella Basso con tutti gli aggiornamenti appunto per quanto riguarda sia l'andamento dell'epidemia da Covid, il Green Pass, ma non solo nel Vicentino. Buongiorno Gabriella. Buongiorno a te Marta e telespettatori di Antenna 3. Sì, e parliamo di aggiornamenti perché per quanto riguarda la questione variante Delta, come dicevi, avete parlato con la collega Valentina, ci sono anche 3 bambini del Vicentino che partecipavano a quel famoso camp di rugby a Isola Verde a Chioggia, bambini che sono in isolamento ovviamente, come i loro familiari chiaramente, e sono stati subito rintracciati tutti gli eventuali altri contatti perché devono comunque essere messi in isolamento o comunque essere controllati. I bambini stanno bene, sono pauci sintomatici o asintomatici, qualche linea di febbre, una variazione un po' magari del gusto, ma stanno tutti quanti bene. La mamma diceva che bastava, insomma, in questo momento è tutto sotto controllo con una tachipirina, insomma, e questo è già una cosa positiva, anche se ci dicevano proprio poco fa, abbiamo parlato col direttore sanitario, c'è il caso anche di una donna che pur essendo vaccinata con entrambe le dosi di vaccino ha preso la variante Delta, non sta male, anche questa è sotto controllo, febbre come un'influenza ed è ovviamente sottoposta alle cure e anche insomma all'uso della tachipirina come antipiretico. Ecco, per quanto riguarda il Green Pass, so che tu oggi ti stai occupando anche di questo, no Gabriella? Sì, mi sto occupando. Allora, la questione è un po' questa, ci siamo accorti chiacchierando, sentendo un po' la gente, che in tanti non hanno ancora ricevuto questo famoso messaggino da parte del Ministero della Salute che dice che è arrivato il documento che attesta anche la seconda dose, quindi poi il famoso codice per poter accedere e stampare il Green Pass. Situazioni controverse, ci sono persone per esempio che hanno fatto già la seconda dose diversi mesi fa e non hanno ottenuto ancora questo benedetto messaggio, e persone che l'hanno fatta l'altro giorno e l'hanno già ricevuto. Allora vogliamo capire cosa sta succedendo, qual è l'inghippo, quali sono le problematiche che rendono questa situazione così complessa, anche perché parliamo di vacanze. Il Green Pass serve, e se pensiamo a una famiglia dove magari uno dei 2 genitori ha già il Green Pass, l'altro non ce l'ha, già i figli magari sono minori sotto i 12 anni, devono fare il tampone, diventa una cosa problematica a questo punto anche andare in vacanza. Ecco, c'è una domanda che volevo chiederti che ci hanno sottoposto anche diversi telespettatori chiamando: ma se non arriva questo famoso messaggino dal Ministero, no, con il famoso codice per poter scaricare il Green Pass, e una persona comunque ha già effettuato le 2 vaccinazioni, che cosa deve fare? C'è un modo alternativo per scaricarlo o bisogna per forza aspettare il messaggio?
Allora, sembra che bisogna aspettare il messaggio, però questo avrò chiarimenti a poco, perché fra poco avrò la possibilità di parlare con la persona che può spiegarmi questa cosa, che è una medico del SISP, Servizi Igiene e Salute Pubblica dell'Uslotto Berica, ma effettivamente c'è la possibilità, c'è un numero verde al quale telefonare e poi eventualmente c'è anche una mail dove scrivere, perché dove si deve praticamente segnalare questo problema. E dopodiché in teoria dovrebbe arrivare, segnalato il problema, preso in carico, dovrebbe arrivare questo messaggio, perché a questo punto è il condizionale d'obbligo, la macchina insomma diciamo che si inceppa ogni tanto. E un'altra cosa importante, ecco, perché alcuni dicono ma non è che magari ho già ricevuto il messaggino per la prima dose, non è che magari quel codice vale anche per la seconda, semplicemente viene aggiornato, quindi la mia posizione, no, in realtà non funziona questo sappiamo già che deve arrivare un nuovo messaggio con il nuovo codice, perché la prima dose sappiamo già che per esempio non è valida per il Green Pass e quindi è tutto in divenire. Esatto, perché appunto per ottenere il Green Pass adesso bisogna aver effettuato entrambe le dosi, proprio perché esatto. si è dimostrato che con la variante Delta la possibilità diciamo di contagio con una sola dose purtroppo ancora c'è, per cui è necessario attendere la seconda dose, e questo sta mettendo un po' in crisi anche diverse persone che avevano in programma la partenza per le vacanze. Sì, esatto, tra l'altro poi adesso sono voci di corridoio che sarà opportuno magari verificare, ci sarebbe necessità anche di di arrivo di ulteriori dosi di vaccino, perché insomma non dico che c'è carenza, però sembra che queste famigerate migliaia, centinaia, milioni di dosi che dovevano arrivare in questi mesi non stiano arrivando esattamente con questa, diciamo, frequenza. Certo, e quindi anche questo è un problema, visto che poi proprio da ieri si può partire con le vaccinazioni anche nelle farmacie, no? E quindi sicuramente sì, esatto. Anche questo è un aspetto... Anche qui... Anche la vaccinazione nelle farmacie varia da territorio a territorio, perché per esempio qui nel Vicentino che le farmacie si sono subito attrezzate, sono state tra le prime che hanno partecipato ai corsi fatti dalla regione per poter poi fare la vaccinazione, e ci sono farmacie che nella provincia sono già partite, altre che invece partiranno dalla prossima settimana. Però insomma è un altro punto in più dove potersi vaccinare, oltre ai medici di famiglia e ovviamente nei centri di vaccinazione popolare. Certo. Gabriella, io ti ringrazio per questo collegamento e per questi aggiornamenti. Buon lavoro naturalmente anche a te. Grazie. Buon lavoro a voi. Grazie a Gabriella Basso della nostra redazione di Vicenza. Parlavamo appunto delle dosi, della possibilità di vaccinarsi in farmacia, che ad eccezione della provincia di Venezia, dove già in anteprima diciamo sperimentale sono partite alcune farmacie, nel resto del Veneto si dovrà attendere ancora qualche giorno proprio per mettere a punto quelli che sono i meccanismi di consegna delle dosi alle farmacie, anche perché appunto come abbiamo ormai imparato in questi mesi è molto importante riuscire a garantire la catena del freddo, visto che appunto i vaccini utilizzati nelle farmacie sono Moderna per chi ha meno di 60 anni e Johnson & Johnson per chi ne ha di più, il vaccino monodose. Di questo ma anche di altro ha parlato il presidente della regione Zaia in collegamento sui nostri telegiornali. Sentiamo. Tutti i cittadini che abbiano ancora necessità di essere vaccinati, hanno qualche difficoltà, si rivolgano a una farmacia. Ripeto, le farmacie da questo momento, da qualche giorno, possono vaccinare a tutte le età utilizzando 2 vaccini, Johnson & Johnson e Moderna, in base alla fascia d'età. Chiamate al telefono le farmacie che conoscete. Disponibile il siero Johnson & Johnson per chi ha più di 60 anni, Moderna per gli under 60 in farmacia. Da oggi, dopo essersi accertati dell'adesione alla campagna vaccinale della farmacia scelta, si potrà prenotare l'iniezione anche lì. Parallelamente la Regione aprirà nuovi slot sul portale. Ma adesso, avendo un po' di proiezione di quello che arriverà come vaccini, sono sempre pochi, noi comunque apriremo ulteriori slot. Vi ricordo che ad oggi noi abbiamo le prenotazioni fino al 4 di agosto
in agenda. Li apriremo da post 4 agosto, penso da lunedì o martedì. Nel primo giorno di operatività del Green Pass i dati sul Covid in Veneto sono buoni. Sono 17 le persone ricoverate in terapia intensiva, 247 quelle in reparto per Covid, circa 30 per ULS, 0 morti nelle ultime 24 ore, incidenza sotto le 10 unità. Il trend positivo è confermato. La Regione affina il piano di sanità pubblica che porterà il contact tracing negli eventi dell'estate nei centri estivi. Oggi nell'incontro con le ULS del Veneto è stato predisposto il piano. L'incontro è servito anche per fare il punto sulle forniture di vaccini. Ancora troppo poche. Debutto oggi per il Green Pass, da sempre caldeggiato dal presidente Luca Zaia, che fin dall'inizio aveva ritenuto che fosse un passaporto vaccinale il punto di partenza per la ripresa in Veneto e un ritorno alla normalità. A casa nostra magari non pretendiamo che uno entri col Green Pass, ma se vai al cinema, vai in un centro congressi, vai in un villaggio vacanze, vai da qualche parte in giro per il mondo, c'è anche chi ha il diritto di chiederti il Green Pass, c'è anche chi ha il diritto di chiederti il tampone se sali su un aereo, c'è chi ha il diritto di chiederti un test se vai a prendere un treno Covid free. Allora io penso che il Green Pass sia assolutamente doveroso averlo, spero che non ci siano grosse difficoltà a scaricarlo. Ecco, parlavamo nel collegamento con la collega Valentina Visentin da Padova degli ultimi sviluppi per quanto riguarda il focolaio di variante Delta generatosi al camp di rugby di Isola Verde e proprio per quanto riguarda questo camp il campione di rugby Mauro Bergamasco, che l'aveva organizzato, ha deciso di chiudere in anticipo tutte le attività per i ragazzi. Abbiamo raggiunto al telefono il campione che si trova in quarantena a casa. Ad oggi non c'è nessun sintomo, diciamo, tra i negativi. Parla al telefono dalla sua casa sui Colli Ugani, dove sta concludendo il periodo di quarantena dopo il focolaio di variante Delta che ha colpito il suo campus per ragazzi. Il campione di rugby Mauro Bergamasco conferma che al momento i contagi sono fermi a 10 ragazzi e 4 membri dello staff. Tuttavia conferma anche la decisione sofferta, ma presa con il solo scopo di tutelare i ragazzi e le famiglie in questo momento delicato, di annullare il campus estivo di Isola Verde. L'ultima settimana di attività era prevista dal 4 al 10 luglio, ma alla luce di quanto accaduto nei giorni scorsi, il gruppo ha deciso di sospendere le attività presso il villaggio Isamar. La variabilità della variante, in questo caso, che ha colpito parte dei partecipanti del campus, è qualcosa che è di difficile controllo ed è in studio in questo momento, quindi proprio per rispettare questo tipo di principi del rispetto della persona e anche della salute della persona soprattutto, abbiamo pensato che era meglio annullare anche l'ultima settimana, cominciando già a progettare nuove proposte per il fine stagione estivo. Dunque continua la quarantena per i partecipanti e per tutto lo staff. Nonostante siano stati rispettati tutti i protocolli, la variante Delta ha contagiato dei bambini. Tutto è iniziato quando uno dei piccoli ha accusato un forte mal di testa. Si era pensato anche in comune accordo con i genitori che potesse essere un colpo di caldo e invece per fortuna nel nostro protocollo ci sono le misurazioni di temperatura 3 volte al giorno in 3 momenti differenti, e questo ovviamente ha dato in tempo molto veloce e tempestivo, ha dato in maniera molto tempestiva la risposta di un'alterazione di temperatura, la quale ovviamente ha incrementato l'allarme. L'annullamento della settimana in corso ha permesso di contenere i casi, ma per evitare altri rischi è stato deciso di annullare anche l'ultima settimana dedicata agli under 15 e agli under 12. E sulla variante Delta e sul focolaio che si è generato a questo campus abbiamo sentito il professor Crisanti a margine di una conferenza stampa all'Università di Padova. Con le vaccinazioni stiamo andando bene, no? Mi pare che siamo allineati con quello che sta accadendo nel resto d'Europa, Francia, Germania, Spagna, quindi per una volta non siamo peggio degli altri. Per quanto riguarda le varianti di cui si parla tanto, è chiaro che questo è un fenomeno che va controllato e monitorato e se nel caso emergessero varianti
che ulteriormente sono in grado di resistere alla protezione indotta dai vaccini, è chiaro che bisogna agire con misure drastiche. Nel caso si dovessero manifestare varianti più aggressive di questa indiana, bisogna immediatamente confinare evidentemente le aree dove queste si manifestano per impedire che si diffondano. La strada ce l'hanno fatto vedere. Guardi, questo sta succedendo a Sydney, dove 40 casi hanno bloccato mezza città. Perché? Perché il costo di far diffondere la variante è estremamente molto più elevato di permettere al mezzo quartiere di Sydney di continuare le attività economiche. Una domanda sul camp estivo di Isola Verde colpito da variante Delta. Forse è stato commesso qualche errore? Ma non è che sono stati fatti errori. Se la variante Delta doveva essere bloccata 2 mesi fa, è chiaro che non sono state messe in campo misure per bloccarla. Gli errori non è che ci sono errori, ci sono state prese delle decisioni che di fatto favoriscono la diffusione del virus. Adesso quello che dobbiamo fare è cercare di vaccinare più persone possibili, perché si è visto che la vaccinazione ha un impatto importante, perché in Inghilterra c'ha 26.000 casi al giorno e c'ha fortunatamente un numero di ricoveri e di decessi e di casi gravi relativamente basso, considerando appunto l'incidenza. Quindi la cosa però che preoccupa è che il virus ha fatto un piccolo passo avanti, cioè è in grado di infettare persone che hanno fatto la prima dose. E quindi sicuramente permettere la circolazione di questa variante di fatto gli diamo una possibilità per fare un ulteriore passo avanti, che è quella poi di essere totalmente resistenti ai vaccini. Quindi noi fortunatamente in Italia stiamo in una situazione ancora di bassi livelli di trasmissione, sicuramente anche elevata dovuta al clima. In Inghilterra ci stanno in media 20 gradi di meno che in Italia, insomma, quindi sicuramente questo pure favorisce, però ecco, non è che dobbiamo pensare, come ha detto d'altronde Draghi, che è tutto finito. Non è tutto finito. Ecco, queste le parole del professor Crisanti, che appunto avete sentito mette in guardia sulla variante Delta. Noi ora cambiamo argomento e andiamo a Venezia. Abbiamo in collegamento la collega Anna Maria Parisi, perché quella di oggi è una giornata particolarmente importante per la città di Venezia. È in corso un vertice in prefettura in vista del G20 dell'economia, che si terrà appunto proprio nel capoluogo lagunare. Si stanno mettendo in atto tutte quelle che sono le misure di preparazione per garantire che tutto si svolga nella massima sicurezza. Anna Maria, buongiorno, ci sei? Sì, ci sono Marta, buongiorno a te, a tutti i nostri telespettatori naturalmente. Vertice quasi fiume questo in prefettura, appena conclusosi e in corso adesso il punto, cioè il controvertice, permettetemi questa parola, con la voce del dissenso, a pochi passi dalla sede della prefettura, da Ca' Corner, lungo il ponte ai piedi del ponte di Rialto, in campo San Bartolomeo. Ma andiamo per ordine. Dunque, per quanto attiene al G20, con il punto tecnico e organizzativo della macchina della sicurezza, Venezia è e sarà una città aperta durante tutto il G20, così il prefetto Vittorio Zappalorto. Siamo pronti, ha detto, ad accogliere anche chi dissente. Questo perché, l'ha spiegato, perché questa città, ha detto il prefetto, esce da una sofferenza che comincia da prima della pandemia, ovvero, lo sappiamo bene, da quel 12 novembre 2019 con l'acqua granda. Ecco perché, ha detto il prefetto, Venezia è e sarà per tutto il G20 una città aperta. Così comunque sulla carta, perché di fatto la città sarà già dal 7, quindi tra pochi giorni, da giovedì 7, e sarà, permettetemi la parola, così quasi militarizzata. Si vede un forte schieramento di forze dell'ordine con oltre 1 migliaio di uomini delle forze dell'ordine, con la città che essenzialmente sarà divisa in 4 fasce di colore, contraddistinta ogni fascia, così come siamo stati abituati con la pandemia, per la zona che sarà transitabile o meno. Quindi viola, arancio, giallo e verde. Viola
con tutta l'area che non sarà bloccata al transito, quindi arancio con un'area in cui la navigazione sarà vietata ad esclusione di certe fasce orarie, adesso entro nel dettaglio, e quindi giallo giallo per le zone consentite ai residenti e verde dove si potrà transitare liberamente sia lungo via mare, diciamo, e via laguna che via terra. Per quanto riguarda la fascia viola, questa è quella che riguarda proprio l'area navigabile a ridosso, proprio nell'immediatezza dell'arsenale dove si terranno le giornate del G20. L'area arancione invece vede vietata la navigazione di tutte le unità navali ad esclusione di ACTV ed area laguna in 2 fasce orarie, dalle 8 alle 10 e dalle 16 alle 18. Quindi significa che dalle 10 alle 16 si potrà transitare normalmente tranne che per il diporto, quindi ci sarà l'interdizione. Quindi la navigazione lungo Riva 7 Martiri fino all'imbarcadero tra il 9 e l'11 luglio. Poi nel corso del TG della sera naturalmente entreremo nei dettagli di tutte queste aree con anche le chiusure del trasporto pubblico. Essenzialmente aggiungo questo, Marta, che saranno 3 i pontili interdetti, quello dell'Arsenale con la linea 1, dall'altra lato verso la laguna nord invece le altre 2 fermate, quella della Celestia e dei Bacini per intenderci, dove non è possibile transitare. Chi avesse necessità tra l'altro di raggiungere l'ospedale dal Lido lo dovrà fare attraverso il cosiddetto canale della nave e poi da qui si sposterà verso l'isola di San Michele per poter raggiungere l'ospedale. Trasporto merci transiteranno regolarmente tranne che, come già detto in precedenza, nelle 2 fasce orarie dalle 8 alle 10 e dalle 10 alle 18, dalle 16 alle 18. Nel dettaglio 87 le persone che risiedono lungo l'Arsenale, che è la zona viola per intenderci, quella dove non si può transitare e dove si terranno i lavori del G20. 87, dicevo, le persone che verranno coinvolte direttamente in prima persona da questi disagi sono quelle che verranno tutte munite di pass che verrà rilasciato loro appunto e pass con cui dovranno obbligatoriamente circolare da e verso casa. Così anche i negozianti e le tabaccherie che sono sempre in questa zona, quella viola dell'Arsenale. E i clienti, mi chiederete voi, i clienti dei bar, dei locali, con i ristoranti che saranno tutti aperti, i clienti in questo caso saranno semplicemente i residenti e tutte le forze dell'ordine che appunto saranno presenti nel corso delle giornate del G20. Si parla di oltre 1 migliaio di persone delle forze dell'ordine. Oggi in prefettura hanno detto che saranno superiori ai 1.000 uomini, quindi il numero approssimativo è sui 1.500 uomini. Ma chi parteciperà a questo G20, mi chiederai, Marta? Sono 62 le delegazioni di 20 paesi con 20 delegazioni dei capi dei ministri dell'economia e delle finanze, 20 delle banche internazionali e altre 20 unità, diciamo così, composte da osservatori e organizzazioni ospiti, ognuna delle quali è composta a sua volta da un gruppo che va dalle 5 alle 4 persone, oltre naturalmente a tutto il personale delle scorte. Quindi capirai che poi insomma i numeri ancora sono in fase di definizione, così come anche diceva il questore Maurizio Masciopinto, che di fatto è il capo dell'organizzazione tecnica della sicurezza, con tutte le forze dell'ordine presenti
dei caschi verdi, quindi uomini della Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Carabinieri, Forza di Polizia della Questura di Venezia, uomini della Polizia Locale, e che faranno punto comune presso un unico punto, cioè la Smart Control Room della Polizia Locale di Venezia. Da qui saranno tutti collegati anche via aerea con l'aeroporto Marco Polo di Testera e anche via marittima con la Capitaneria di Porto. Da qui confluiranno anche tutte le forze della macchina sanitaria, con il 112, quindi i vigili del fuoco con il 115, insomma un grande spiegamento di forze. Se hai qualche domanda, Marta, se no io vado avanti. Cosa, Anna Maria, per quanto riguarda la sicurezza sanitaria, perché appunto abbiamo parlato della sicurezza dal punto di vista delle forze dell'ordine, è chiaro naturalmente che un numero così elevato di persone che arrivano in città impongono, come dire, anche delle misure straordinarie per quanto riguarda la sicurezza sanitaria. Credo abbia partecipato anche l'ULSS 2, o comunque al vertice di oggi è previsto un impegno straordinario anche dell'azienda sanitaria in questo senso, no? Certamente l'ULSS 3, considerato che siamo nel territorio della Serenissima di Venezia. Chiedo scusa, ho detto ULSS 2, ULSS 3. È più che lecito, insomma. E comunque il piano sanitario, questa è una domanda che è stata posta naturalmente direttamente al prefetto, e ci ha spiegato che il piano sanitario è curato nel dettaglio da un organizzatore dell'evento che ha vinto l'appalto fatto dalla Presidenza del Consiglio, organizzatore dell'evento che per oggi non era presente e che ha già preso contatti con la ASL 3 veneziana, quindi la ASL 3 Serenissima, e che vede comunque l'effettuazione di uno screening, cioè di tamponi che verranno fatti ogni 48 ore con punti tamponi sia all'Arsenale, quindi nella zona dove si terrà il G20, sia negli hotel, e questa è una novità, che ospitano le delegazioni dei ministeri dell'economia e della finanza, con anche le nazioni ospite. Poi ci saranno anche delle ambulanze sul luogo dei lavori e nelle serate in cui si terranno degli eventi, perché se di giorno ci saranno gli appuntamenti della finanza e dell'economia, la sera ci saranno degli eventi. Si terranno dove? Si terranno tra la Fondazione Cini, la Fenice e Palazzo Ducale, quindi a ridosso e nelle aree lungo questi punti in cui ci saranno questi eventi ci saranno dei punti per lo screening. Tra l'altro devo dirti che anche noi giornalisti che prenderemo parte all'evento dovremo con un metodo di accreditamento piuttosto articolato, dovremo a nostra volta sottoporci a tampone, perché naturalmente dovrà essere esibito come, diciamo così, Green Pass, ecco, per questo appuntamento. Quindi sono in corso di definizione comunque di schemi di gioco, l'ha chiamato così per usare questo termine calcistico, considerata anche l'importante partita che si terrà questa sera per Euro 2020, il questore di Venezia Maurizio Masciopinto, quindi diciamo lo schema di gioco delle aree che vedranno ospitare l'altra voce, quella dei manifestanti del dissenso. Che certo, devo interromperti Anna Maria perché dalla regia chiamano la pubblicità. Allora io ti ringrazio naturalmente per questo collegamento molto articolato per fare il punto su tutte quelle che sono le misure di sicurezza sia dal punto di vista appunto logistico sia dal punto di vista sanitario in vista del G20. Naturalmente poi... Fammi dire solo due cose, Marta, scusa, per concludere, grazie. Allora, il dissenso, manifestazione giorno 9 e giorno 10 luglio. Il 9 si terrà ai magazzini del Sale,
e il 10 luglio alle Zappere. Poi diremo nel dettaglio tutto più ampiamente nel corso del TG della sera. Certo, il TG di Venezia in onda a partire dalle 19. Grazie mille ad Anna Maria Parisi, buon lavoro, grazie, e noi andiamo in pubblicità per qualche istante. Restate con noi perché tra poco parleremo dell'emergenza sfratti. Pubblicità. Grazie a lei. Eccoci, allora siamo nuovamente in diretta con la nostra edizione del telegiornale. Ringrazio per essere qui con noi l'assessore ai servizi sociali del Comune di Treviso, Gloria Tessarolo. Buongiorno Assessore, grazie per essere con noi. Tra poco dovremo avere anche in collegamento Skype Alessandra Gava del Sunia di Treviso per parlare appunto di emergenza sfratti. Da ieri primo di luglio c'è stato lo sblocco appunto il gioco di parole degli sfratti, e purtroppo proprio a Treviso, neanche farlo apposta, diciamo, si è verificato un episodio insomma che ha lasciato tutti come dire in ansia per qualche ora. Abbiamo fatto appunto il servizio, l'avete visto nei nostri telegiornali di ieri sera, una persona, un capofamiglia che aveva ricevuto proprio ieri mattina lo sfratto dall'Ater, ha minacciato di darsi fuoco. È intervenuto anche il sindaco di Treviso Mario Conte. Alla fine quest'uomo ha desistito insomma in questo gesto. È chiaro naturalmente che l'episodio in sé pone l'accento su una questione molto importante e che rischia anche purtroppo di peggiorare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Sì, noi siamo preparati, nel senso ci aspettavamo anche che potesse accadere, perché la tensione ovviamente è alta. Da diversi mesi si parla di questo sblocco che è stato più e più volte spostato in avanti. Adesso abbiamo 3 date, sono 3 date ufficiali, quindi il 1° luglio da ieri è partita quella che noi definiamo la prima tranche, che sono comunque tutti sfratti che non sono legati all'emergenza Covid, quindi non di famiglie in crisi a causa del Covid, ma degli anni precedenti. Quindi situazioni pregresse, diciamo, che si stavano esatto. trascinando da tanto tempo. Esatto, poi ci sarà una seconda tranche che invece si svilupperà a ottobre e la terza invece partirà a gennaio. Quindi siamo assolutamente preparati, ci siamo preparati anche lavorando con la prefettura ad un tavolo prefettizio proprio per gestire però la risposta emergenziale che riguarda invece il target diciamo così Covid, che ci aspettiamo arriverà in qualche modo l'onda lunga tra ottobre e gennaio, quindi nelle seconde 2 tranche. Ecco, mi scusi Assessore, perché vedo nel frattempo che si è collegata Alessandra Gava del Sunia di Treviso. Buongiorno, grazie per essere con noi, anche a lei. Allora, ha sentito le parole dell'assessore certo. Tessarollo. Dal vostro osservatorio, Gava, la situazione com'è? Quali sono le preoccupazioni maggiori in questo momento? Allora, come ha detto giustamente l'assessore Tessarollo, che poi abbiamo incontrato più volte anche al tavolo prefettizio, la situazione è abbastanza grave. Io perché uso abbastanza? Perché giustamente in questi giorni si continua ad utilizzare la parola emergenza, ma quella che ci troviamo ora ad affrontare, perlomeno appunto dal 1° di luglio in poi, è una situazione pregressa, ante Covid, e quindi non è emergenza Covid, ma purtroppo la situazione degli sfratti, la situazione della difficoltà di alcune famiglie a pagare l'affitto perché i redditi sono diminuiti e in alcuni casi si sono proprio azzerati, non è solo collegata al problema sanitario, ma appunto deriva anche da una situazione difficile pregressa, ed è quindi quello che rileviamo è purtroppo un aggravarsi di una situazione che però appunto devo dire di nuovo purtroppo conosciamo bene e che cerchiamo in qualche modo di controllare, avendo comunque dei rapporti costanti sia con i servizi sociali che con il prefetto che con l'Ater.
Quindi diciamo quello che si sta verificando ora è la punta di un iceberg, di una situazione pregressa che però nel futuro rischia di essere ulteriormente aggravata da quanto si è aggiunto purtroppo in quest'anno e mezzo di pandemia, con tutte le situazioni insomma di difficoltà che purtroppo conosciamo. Sì, io condivido quanto dice Alessandra Gava, confermo che i contatti sono costanti e che l'interesse c'è e c'è a lavorare insieme. Ci troviamo in mezzo a quella che è in qualche modo una tempesta perfetta, perché si sono sommati e si sommano tantissimi fattori che non aiutano, cioè non aiuta il fatto che da diversi anni c'è una forte difficoltà per mancanza di finanziamenti, lo diciamo in maniera molto, molto serena, a riattare, sistemare e creare e investire su nuove strutture di edilizia residenziale pubblica. Lo dico perché tra i vari elementi c'è anche la difficoltà, e spesso noi l'abbiamo segnalato, ci troviamo a volte a dover riattare locali che vengono distrutti, quindi con delle spese importanti di ripristino degli appartamenti a fronte di affitti che invece sono oggi viaggiano su una media, parlo di affitti senza spese condominiali, ma per un ERP di 90 euro di canoni. Poi sono tutti dati che devono essere letti incrociandoli. Cioè la questione, il Sunia lo sa bene, ma lo sanno tutti gli attori in campo, può essere letta in tanti modi diversi, però ci sono morosità che si sono ad esempio acuite negli anni, cioè morosità che non sono più rientrate e che come oggi arrivano... come il caso di ieri, no? Di questa persona, il sindaco appunto ci diceva proprio ieri nel corso del nostro telegiornale, insomma è una situazione di morosità davvero molto importante, di parecchi anni di canoni, no? Non pagati, che quindi alla fine teniamo presente, va tenuto presente anche che ci sono due ambiti in cui lavoriamo, quindi c'è l'ambito dell'edilizia residenziale pubblica dove è attestata e certificata una fragilità di tipo economico o anche di altro tipo, ma principalmente di tipo economico di una famiglia, e c'è purtroppo un libero mercato che invece di accogliere per svariati motivi, e tra l'altro legittimi, perché al tavolo prefettizio siedono con noi anche i sindacati dei piccoli proprietari, si trova nella necessità di liberare gli alloggi per canoni non incamerati, quindi c'è davvero una tempesta perfetta, solo che è una tempesta che richiede da un lato di sicuro l'impegno delle istituzioni, dall'altro io ritengo, non so cosa ne pensi Alessandra, però che ci vogliano degli investimenti, cioè ci vuole una vision politica, quindi nazionale, sul cosa vogliamo fare, che direzione deve prendere l'edilizia residenziale pubblica, perché è cambiata, si è trasformata notevolmente la classe che accede all'edilizia residenziale pubblica, i nuclei e i bisogni di questi nuclei, non è più quella con cui erano partite quelle che il pubblico, il grande pubblico conosce come case popolari, che erano principalmente occupate da proletari, dipendenti, lavoratori, insomma delle classi medie e medio-basse. Ecco, oggi è un contesto anche di vita molto più difficile, c'è una mixité che non sempre funziona, quindi ci sono anche delle cose che vanno tenute e considerate, ma ci vuole una politica sull'abitativa che va ben pensata. I comuni ci sono, ma come sempre i comuni sono l'ultima frontiera se visti dal governo centrale. La prima purtroppo invece per i cittadini. E quindi è difficile che la persona che è venuta da noi, e non è come dire il primo caso, ieri però le rimostranze anche accalorate spesso ci sono, però è difficile insomma che capitino episodi così frequenti al Ministero, adesso cito il Ministero, invece nei comuni succede spesso e succede che anche la persona che ieri è stata sfrattata da Ater, a mio avviso insomma con una morosità importante e in maniera anche corretta e lineare, e viene a chiedere aiuto al comune, viene a chiederlo con quelle modalità. Ecco, forse c'è qualcosa che sfugge anche all'utenza, alle famiglie, su che cosa e dove e quanto e come il comune, quindi la collettività,
può e fin dove deve farsi carico dei bisogni e quanto invece bisogna anche che il singolo, in tutto, queste sono politiche sociali in generale, quanto il singolo invece deve anche attingere alle risorse proprie, perché deve essere un lavoro sempre di due parti che si incontrano a metà. Ecco, il Sunia in questo senso, Alessandra Gava, come si colloca e quali sono, diciamo, le rimostranze maggiori? Abbiamo sentito quelle che arrivano ai comuni, a voi? Noi abbiamo lo stesso tipo di persone che vengono ai nostri uffici. Devo dire che sono d'accordo con Gloria quando dice che tutta questa problematica, cioè questo blocco nell'accesso di una casa idonea, sia determinato da una scarsa visione politica da parte del legislatore, perché, ed è vero, è dal 1998 che con la chiusura del fondo GESCAL, quella che noi definiamo le case popolari, non vengono più finanziate in maniera decisa e decisiva, per poi addirittura sommare che dall'inizio degli anni 90 si è cominciato anche a svendere il patrimonio pubblico. Ecco, quindi abbiamo una carenza di alloggi popolari, cioè di alloggi ai quali possano accedere persone che, come diceva giustamente Gloria, avessero un reddito medio-basso, non persone che hanno delle condizioni personali e familiari disperate, perché effettivamente negli ultimi anni purtroppo le assegnazioni vengono fatte, gli alloggi sono pochi naturalmente, quindi vengono fatte per le famiglie che abbiano delle problematiche molto importanti. Il problema economico a volte è la cosa minore, nel senso che poi si assommano tutta una serie di criticità che rendono poi effettivamente molto difficile anche l'inserimento nello stesso contesto abitativo di questi nuclei familiari. Quindi la convivenza insomma con sì, altre famiglie, sì, ecco. Sì. L'altra cosa appunto è che spesso è dai servizi sociali che ci vengono inviate queste persone che magari hanno lo sfratto per morosità. Allora, di fronte ad una morosità comprovata, alla domanda che cosa posso fare io, la risposta del Sunia è pagare. Dal momento che qui non siamo a mettere il proprietario contro l'inquilino, perché non è una guerra tra il povero e il più povero. Da una parte abbiamo un proprietario che ha un alloggio e che ha dato in affitto mediante un contratto e sul quale naturalmente paga le tasse e fa conto. Dall'altra parte abbiamo un altro cittadino che per le motivazioni più varie non riesce a pagare l'affitto. Io sottolineo che negli ultimi 10 anni il 90% degli sfratti per morosità sono per morosità non voluta, quindi sono persone appunto che non è che fanno altro con il denaro e non vogliono pagare l'affitto, ma che hanno visto perdere potere economico perché hanno perso il lavoro. Ad esempio io anche una malattia spesso vedo, magari famiglie con persone anziane che ad un certo punto trovano ad affrontare una condizione sanitaria importante. Naturalmente alcune cure vengono pagate e passate dal sistema sanitario, ma ci sono tutta un'altra serie di medicine, ma anche solo il fatto di recarsi in posti lontani che provocano un dissesto finanziario. Bene, quindi abbiamo da una parte un cittadino che non si vede riconosciuto il pagamento dell'affitto, dall'altra un cittadino che a sua volta non può pagare l'affitto. Bene, quindi è necessario che quando appunto, come diceva Gloria, un cittadino di questo tipo si reca ai servizi sociali, gli venga data, se è necessario, perché è giustamente il servizio sociale che deve andare a verificare che la persona che chiede aiuto sia davvero nella condizione che indica, perché giustamente la persona che viene al Sunia può dire io non ho denaro, io ho una condizione di un certo tipo, ma giustamente il Sunia, a parte la dichiarazione della persona, non può fare e non deve fare degli ulteriori accertamenti che invece è giustissimo debbano essere effettuati da chi di competenza, ed è anche assolutamente necessario che le persone si muovano per tempo,
L'altro caso infatti sono persone che arrivano al SUNIA ad esempio con uno sfratto già esecutivo, quindi sono andate dal giudice o addirittura non si sono presentate all'udienza, perché a volte si pensa che non andare a ritirare le raccomandate e non presentarsi agli appuntamenti possa essere un buon modo per risolvere la situazione, invece non lo è mai, e quindi naturalmente arrivano in un momento che è assolutamente troppo in ritardo per effettuare quello che deve effettuare un sindacato, e cioè la contrattazione prima che si arrivi al livello legale. Certo, del resto però non si può nemmeno pretendere, no, che il privato, nel caso si tratti di un privato del proprietario dell'abitazione, funga da ammortizzatore sociale, no, in un certo senso, di persone che per le più svariate ragioni non si trovano più nella condizione di poter pagare il canone, però nello stesso tempo il proprietario magari ha necessità anche di quei soldi dell'affitto, ha necessità di rientrare in possesso dell'abitazione, no? Quindi in questo senso, diciamo, il compito delle istituzioni, il comune in questo caso è piuttosto complicato, no? Ma io credo che sono assolutamente d'accordo con quanto diceva Alessandra, e credo che vadano tenuti in considerazione giustamente i diritti di tutti, che il comune cerca di mediare tra i diritti di tutti. In effetti là dove possiamo noi interveniamo, perché c'è l'aiuto materiale, quindi c'è il bando ERP per entrare nell'edilizia residenziale pubblica. Per le situazioni di emergenza c'è un accesso emergenziale con il regolamento sulle emergenze abitative, quindi diamo anche abitazioni in emergenza. Ci sono i fondi che i comuni impiegano per aiutare i nuclei che hanno bisogno, quindi il sostegno agli affitti o ad alcune spese viene fatto, cioè eroghiamo, non parlo solo del comune di Treviso, cioè è la prassi, si cerca di aiutare il nucleo in tutte le sue sfaccettature, quindi anche laddove fosse necessario andare a completamento, ma non solo noi, anche adesso con il Covid, tra l'altro, si sono mosse tante altre istituzioni, penso al fondo ad esempio messo a disposizione dalla Curia, che valuta tra le varie cose anche la spesa legata proprio agli affitti. Quello che diceva giustamente Alessandra è forse ad oggi non si è lavorato forse in maniera puntuale anche in rete tra soggetti. Noi stiamo lavorando cercando di mettere insieme le informazioni e le competenze di tutti. Con il SUNIA, il tavolo, devo dire il tavolo prefettizio per la prima volta ci ha consentito in qualche modo di confrontarci, dicendoci anche chiare le posizioni, perché c'eravamo noi, ma ci sono tutti i comuni della provincia ad alta densità abitativa e le problematiche che i comuni vivono sono le medesime, e quindi ci siamo ritrovati tutti insomma molto in linea. C'era l'azienda ATER, c'erano fondazioni, quindi tutti quelli che possono occuparsi del tema dell'abitare. C'erano appunto i piccoli proprietari che giustamente, dico giustamente, fanno valere quello che è un loro diritto, soprattutto perché, come diceva Alessandra prima, cioè c'è chi arrotonda una pensione magari minima con l'introito di un affitto, e ricordiamoci che se l'affitto non viene pagato le spese condominiali comunque le paga il proprietario, e questo vale anche per il pubblico, cioè il comune e l'ATER, laddove l'inquilino non paga le spese condominiali, pagano con fondi pubblici le spese condominiali, quindi cioè ci sono doppi esborsi, non è solo una morosità accumulata e quindi il debito che l'inquilino ha nei confronti di ATER o del proprietario, ma è anche quello che poi in più ci mettiamo in aiuti ad alcune famiglie per ritardare ad esempio gli sfratti e aiutare gli inquilini a trovare delle sistemazioni altre, oppure che ci mettiamo anche proprio per compensare le spese che loro non pagano, per evitare che vengano tagliate luce, gas e quant'altro, riscaldamento. O le tasse per quanto riguarda il proprietario, che comunque le deve pagare, a prescindere dal fatto che sia stato pagato o meno il canone di locazione, no? Assolutamente sì. Poi sul tema dei controlli, che dice giustamente Alessandra, anche noi come istituzioni, cioè proprio in questo periodo qua si sta sviluppando anche il tema delle famose incroci delle banche dati, no? Perché anche faccio l'esempio proprio più lampante, ma perché è tema di tutti i giorni, sui beneficiari di reddito di cittadinanza i comuni accedono a un certo tipo di informazioni attraverso la piattaforma GEPI, gestita dall'INPS nazionale. L'INPS invece accede a più dati, quindi anche qui c'è la necessità di consentire
al servizio sociale, ma a tutti quelli che operano, di riuscire a vedere qual è la reale situazione reddituale del nucleo, tra tutti i bonus, gli aiuti e tutto quello che insomma una famiglia realmente può incamerare. Perché anche le cronache dell'ultimo periodo, no, più volte hanno dimostrato i famosi furbetti delle case popolari, no? Chi appunto alla fine usufruisce di un alloggio pubblico magari con dei redditi che non sarebbero da alloggio pubblico, privandone poi magari invece chi realmente ha bisogno e ne avrebbe il diritto. I casi sono numerosi, no? Ma sì, ma è anche per questo che dobbiamo essere molto chiari anche nel messaggio che si dà. Cioè oggi Alessandra lo sa, ma è lampante e palese, gli immobili di edilizia residenziale pubblica non riescono a rispondere e non riusciranno a rispondere a tutte le richieste legittime, per cui è inutile che ci raccontiamo. Chi oggi non capisce il valore dell'avere un aiuto occupando un edificio e l'aiuto che la collettività gli dà, e quindi diciamo la prende un po' alla leggera, non può più essere tollerato, ma non può essere tollerato per una questione di giustizia sociale. Cioè sappiamo che ci saranno famiglie che avranno bisogno e a cui non riusciremo a dare una risposta completa. Ecco, quindi questo sicuramente è un grosso problema che dovrà essere affrontato nei prossimi mesi, no Alessandra Gava? Beh, io sono d'accordo con quello che diceva Gloria. Se fossi lì la abbraccerei, ma non potrei nemmeno perché c'è la questione del Covid, perché adesso un po' di ironia nella situazione insomma dura che c'è. Se ci mettiamo tutti insieme, cioè le varie persone, i vari soggetti che sul territorio tastano il polso della situazione, facendo delle richieste insieme ai politici, insieme a chi deve poi appunto pensare ad un futuro, questa sarà sicuramente una risposta, non dico per i prossimi mesi, perché naturalmente non riusciremo a cambiare la situazione nei prossimi mesi, però per i prossimi anni. Io sottolineo che con i proprietari, con le associazioni dei proprietari, già l'anno scorso avevamo fatto una richiesta alla Regione perché venissero ad esempio accorpati i fondi. Gloria parlava, no, dei fondi che vengono effettivamente accordati agli inquilini in difficoltà, ma anche in questo caso allora vengono, non c'è un'unitarietà di intento, quindi non si sa chi chiede che cosa, spesso la persona non sa nemmeno di avere il diritto di richiederla, poi le domande vengono fatte in due momenti e in due appunto con delle modulistiche distinte. A questo punto sarebbe il caso di accorpare tutti i fondi possibili, quindi di fare un fiume, non dei rigagnoli. In questo modo mi viene in mente naturalmente il servizio sociale, che proprio perché siamo in un periodo difficile deve verificare per la comunità che i fondi che vengono destinati alle persone arrivino davvero a chi ha bisogno, perché appunto in questo momento è una questione veramente di giustizia sociale, come diceva Gloria. Non si può pensare di dare del denaro a chi non ne abbia più che diritto, quindi accorpare i fondi, stabilire fin dall'inizio, quindi già quando le persone cominciano ad avere una difficoltà economica, di seguirle, di capire naturalmente qual è il contesto familiare e reale nel quale la persona naturalmente si trova a operare, a vivere. In questo modo potremmo veramente cercare di cambiare la situazione, perché è evidente che gli alloggi popolari già sono carenti per quanto riguarda la domanda normale, no? Quindi le famiglie fanno la domanda e ogni anno vengono data risposta attorno al 3-5% delle famiglie che ne fanno domanda. Ci sono famiglie che sono in richiesta, diciamo, in lista d'attesa, diciamo, no? Ecco, quindi sicuramente anni, no? è proprio una questione di giustizia sociale, di fare chiarezza su questa. Devo interrompere Alessandra perché mi stanno chiamando la pubblicità dalla regia e devo chiudere. Solo una domanda velocissima proprio, Assessore, perché ci arriva da una nostra telespettatrice, mi segnalano dalla redazione che ha chiamato proprio poco fa, non c'entra con gli sfratti ma chiede come mai il Comune di Treviso anche quest'anno non ha fatto i soggiorni per gli anziani
anziani. Ecco, allora rispondiamo alla nostra telespettatrice. L'incertezza era troppo elevata. Se pensiamo che ci hanno detto che eravamo in zona bianca praticamente 2 settimane fa, non era possibile programmare con le prenotazioni degli alberghi su un target che purtroppo è un target ancora considerato fragile nonostante il vaccino, perché se pensiamo che i centri anziani li hanno aperti dal 1° giugno, nonostante fossero tutti vaccinati, era impossibile quest'anno avere la sicurezza nei tempi necessari, quindi per raccogliere le prenotazioni, prenotare gli alberghi e organizzare i viaggi che prevedono necessariamente corriere anche per il trasporto e anche di mettere insieme in stanze anziani che non sono conviventi naturalmente, e quindi non era ancora possibile quest'anno farlo in sicurezza. Ci siamo ripromessi di farlo, speriamo insomma l'anno prossimo. Abbiamo anche delle buone idee per lavorare anche qui con i centri ricreativi anziani, in modo da aiutare sempre più la socialità e la vicinanza, la prossimità tra i gruppi di anziani. Grazie, allora spero che abbia risposto l'assessore, appunto, alla nostra telespettatrice che chiedeva proprio informazioni su questo. Ringrazio quindi Gloria Tessarollo, assessore ai servizi sociali del Comune di Treviso, e grazie ad Alessandra Gava del Sunia di Treviso per essere state con noi. Grazie mille e buon lavoro ad entrambe. Grazie. Un saluto, noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con il nostro telegiornale. Parliamo ora di discoteche, perché l'avete sentito anche nel nostro TG di ieri sera, c'è un nuovo rinvio per quanto riguarda appunto la riapertura dei locali da ballo. Non c'è ancora una data certa e ci sono dei grossi problemi e anche tanta rabbia da parte dei gestori. Abbiamo in collegamento Franco Polato del SILB. Buongiorno Polato, grazie per essere con noi. Buongiorno e grazie dell'invito. Allora, ci sono delle novità dell'ultima ora? Si è riusciti a sapere, ad avere una data certa su quando i locali da ballo potranno riaprire? Siamo sbigottiti e senza parole, perché il CTS, secondo il protocollo condiviso, aveva dato l'ok alla riapertura del locale e la politica ha detto che si rimanda tutto, neanche parlando di ristori, per cui abbiamo aspettato senza protestare, con educazione. Abbiamo visto tutte le sere nel nostro paese, da quando è cessato il coprifuoco, assembramenti senza regole, feste abusive, giovani e meno giovani bere senza nessun controllo. Abbiamo proposto 2 avvenimenti free Covid per dimostrare che era possibile. Non siamo stati ascoltati e a tutt'oggi capiamo, perché sostanzialmente il verbale del CTS firmato venerdì dava l'ok al protocollo che abbiamo condiviso, e quindi la scienza ha detto le discoteche possono riaprire. La politica rimanda la decisione. Noi stiamo cercando di capire anche se ci sono le vie legali poi per poter ricorrere, perché ripeto, la scienza sta dicendo le discoteche secondo un protocollo che conosciamo, quindi Green Pass e tutte le altre cose che conosciamo, potremo riaprire. Il governo rimanda questa decisione. Ecco, voi ora quindi come avete intenzione di muovervi? Che cosa avete intenzione di fare, Polato, come SILB? Innanzitutto di venire in possesso del verbale firmato l'altra sera dal CTS, e dopo di quello capire quali possono essere le vie legali, perché a questo punto, ripeto, la politica, solo la politica, non vuole che noi riapriamo, e non capiamo assolutamente il perché non si parla di ristori, non se n'è più parlato, per cui noi siamo chiusi da 17 mesi. E avete visto, poi continuate a vedere cosa sta succedendo di feste abusive, di assembramenti senza regole. Ormai si balla dappertutto, si sta ballando dappertutto, fuorché nelle discoteche. E quando vedete ballare nei ristoranti o nei bar, anche se sono locali pubblici, ma non sono atti, cioè non hanno la licenza di pubblico spettacolo, sono abusivi. Noi siamo alla finestra e vediamo gli altri che ci stanno portando via il nostro lavoro. Ricordiamoci che in Europa
hanno avuto una data certa Grecia, Inghilterra, Spagna, Croazia, Germania, cioè quasi tutti. In Italia la politica ci ha detto di no, ma non ci ha detto il perché del no. Possiamo intuirlo, però a tutt'oggi, ripeto, siamo sbigottiti. Ecco, peraltro lei accennava ai ristori, ieri qualcosa sembrava essersi mosso, no? Qualcuno sembrava aver detto sì, no, ma forse pensiamo a una nuova politica di ristori se non riusciamo a far riaprire le discoteche, e in questo senso come stanno le cose? Ma abbiamo, insomma, mi sembra consolidato il fatto che non ci siano risorse per poter... insomma, è chiaro e palese, insomma, nell'ultimo periodo che ristori non ce ne sono. Noi chiedevamo di riaprire, perché poi i ristori sembra sia un po' il contentino, però alla fine di concreto non se ne parla, non si avviene, quindi la politica, che deve caricarsi di queste responsabilità, a nostro giudizio dovrebbe dire non riaprite, però non riaprite e verrete ristorati e buttiamo giù. Condividiamo quelle che possono essere le vostre aspettative rispetto a un mancato fatturato, a un mancato guadagno. Ripeto, era stato dichiarato che il 10 luglio sarebbe stata la data presunta di riapertura. Nel frattempo i locali, oltretutto, colleghi, gli associati hanno sistemato gli ambienti, reperito il personale, eseguito gli ordini necessari, contrattualizzato gli artisti, format. Polato, le chiedo un attimo se può cortesemente abbassare un po' il PC o il tablet che sta usando. No, il contrario, perché ormai vedevamo solo gli occhi. Ecco, perfetto, grazie. Ripeto, abbiamo sistemato gli ambienti, reperito il personale, eseguito gli ordini necessari, contrattualizzato gli artisti, insomma ci siamo preparati con zelo dopo 1 anno e mezzo di chiusura e a tutt'oggi non abbiamo ancora una risposta che ci dica qualcosa, ma ripeto, il CTS che ci ha sempre guidati e che ha sempre guidato le decisioni del governo, a tutt'oggi con verbale firmato ha autorizzato le aperture delle discoteche secondo il protocollo. La politica ha rimandato la decisione, per cui siamo in un campo solo ed esclusivamente politico, è da capire appunto a questo punto gli schieramenti, è da capire tutto quello che la politica, come al solito il carrozzone della politica, mette in gioco. Quindi voi avete anche già assunto il personale, Polato? Il 10 era stata la data paventata, per cui lei capisce bene che mettere in moto delle macchine come le nostre, abbiamo bisogno del personale, abbiamo bisogno di eseguire gli ordini necessari, perché, ripeto, sono attività chiuse da 15-17 mesi, controllizzare gli artisti, fare una programmazione, cioè volevamo prepararci come insomma la professionalità nostra nel tempo ci ha sempre contraddistinti ed erano già stati presi degli accordi, però ripeto, quando diciamo sta soprattutto in posti con vocazione turistica come ad esempio Jesolo, come la Costa, vocazione turistica, noi stiamo perdendo un intero comparto, si sta perdendo, dilapidando un intero comparto che è quello dell'intrattenimento, quello del divertimento. Certo, Polato, allora io la ringrazio per essere stato con noi, ci aggiorneremo nei prossimi giorni, vedremo se ci saranno delle novità, insomma se dalla politica, dal governo si riuscirà a capire e ad avere una data sicura sulla riapertura dei locali da ballo. Grazie per essere stato con noi, a Stefano Polato del SILB. Buon lavoro, grazie. E noi ora parliamo di un'altra questione che sta allarmando non poco molti cittadini, che è quella della stangata dell'energia con i rincari di luce e gas che appunto stanno arrivando e arriveranno con le prossime bollette. Abbiamo in collegamento Stefano Bellotto della Adiconsum di Treviso Belluno. Buongiorno. Buongiorno Bellotto, grazie per essere qui con noi. Anche questo è un argomento sicuramente di grande interesse per tante famiglie. È stata già chiamata, no, la stangata dell'energia, no? Quella che è in arrivo con un rincaro del 9,9%, 9,9% per quanto riguarda l'elettricità e addirittura del 15,3% per quanto riguarda il gas. E tra l'altro l'aumento sarebbe stato anche maggiore se non ci fosse stato il cosiddetto
intervento del governo che altrimenti diciamo, i rincari sarebbero stati anche superiori al 20%. Sicuramente quindi una situazione che preoccupa e allarma non poco. Sì, grazie per l'invito, intanto felice di essere qui con voi. Sì, giustamente come diceva lei, l'aumento c'è, è notevole, perché si parla appunto del 9,9 per le bollette dell'elettricità e del 15,3 per quelle del gas, ma sarebbe stato ancora superiore se non ci fosse stato appunto il famoso decreto taglia bollette, nel senso che l'importo è stato ridotto su indicazioni da parte dell'ARERA. Questa rimodulazione vale dal 1° di luglio fino al 1° di ottobre, perché è quella parte sulla quale è possibile intervenire del costo dell'energia. Cerchiamo di capire per quale motivo aumenta il costo. Alla base c'è un costo della materia prima del gas che è aumentato del 30%, i prezzi per i permessi delle emissioni della CO2 del 20% e il costo del petrolio che è aumentato, sta andando verso i $100. Vi ricorderete che probabilmente l'anno scorso, attorno a marzo, era addirittura negativo. Per cui questi contesti di mercato che rispondono ad una possibile ripresa portano a degli aumenti nella materia prima. Il problema che noi abbiamo posto, che tutte le associazioni di consumatori hanno posto, è che nei fatti nel costo che paga il cliente il 30% è dato da oneri generali e oneri di sistema e di vendita, cioè c'è anche questa parte da considerare. Il consumo medio di una famiglia è di 2700 kW e di 1400 metri cubi per il gas. Si traduce il tutto in un aumento di circa 62,40 €. L'intervento del governo è per circa 1,2 miliardi, ma alla fine il costo totale per i consumatori è di 7 miliardi, indicativamente calcolato. Pertanto è effettivamente un problema. Per quanto, ripeto, dipenda dal fatto che c'è una ripresa. Voi vi ricorderete l'anno scorso ciò di cui si parlava era addirittura di un momento di deflazione. Nel momento in cui c'è un momento di inflazione c'è una ripresa, però comunque pesa sulle famiglie. Ecco, su questo non c'è ombra di dubbio, peraltro questo rincaro non è nemmeno l'unico che va a pesare su quelli che sono i bilanci delle famiglie. Pensiamo al caro carburanti che insomma vediamo tutti ogni giorno quando andiamo a fare benzina o gasolio, che è una bella stangata soprattutto in vista delle varie partenze per le vacanze, che peraltro insomma abbiamo visto 8 italiani su 10 faranno gli spostamenti utilizzando l'auto, e quindi anche questa è una bella stangata sul fronte dei bilanci familiari, ma ci sono anche rincari sui generi alimentari, per cui insomma la situazione comincia a pesare, no? Sì, allora lo stesso problema dei costi non derivanti dalla materia prima si verifica anche per quanto riguarda la benzina e il diesel, ad esempio. La benzina costo medio 1,6280, di materia prima ci sono 60 centesimi, 72,8 sono accise e il 29,3 sono IVA. Lo stesso per quanto riguarda il diesel, 60% materia prima, 61,7 di accisa. È un aumento notevole, costerà circa il 16%. Mi permetto di ricordare, il decreto del governo, detto tagliabollette, prevede anche delle delle facilitazioni per coloro che sono sotto una certa soglia di reddito, nel senso che il bonus sociale per coloro che hanno un ISEE di meno di 8.265 euro o di 20.000 euro con 3 figli diviene automatico, perché c'è uno scambio di dati tra l'INPS e l'acquirente, e c'è uno sconto ancora che viene prorogato per le piccole imprese. Noi dobbiamo dire una cosa che come Adiconsum abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere: la tutela delle fasce deboli, che sono in particolare i pensionati, e poi faremo eventualmente qualche riferimento al discorso del mercato libero. E c'è un altro problema, la povertà energetica. Il PNRR, che non è sarebbe solamente un piano industriale se non prevedesse anche dei meccanismi per uscire dalla povertà. Okay? Una delle povertà che viviamo è la povertà energetica, perché spesso le persone che hanno meno risorse economiche hanno a disposizione elettrodomestici, eccetera, che consumano molto, pertanto hanno delle bollette molto alte.
Noi chiediamo un intervento per tutelare le fasce deboli e anche il fatto, visto che c'è un progetto di, come posso dire, ristrutturazione anche ambientale del Paese, che il 110% diventi una misura strutturale, per quanto sia necessario stare attenti, perché sul 110% ci sono molti comportamenti da verificare. In che senso, mi scusi? Nel senso, a noi capitano di avere anche, come posso dire, richieste di assistenza per progetti che vengono formulati per l'assistenza del 110%, sui quali ci sono dei costi molto elevati. La stessa pratica può costare tra i 600 e i 1200 euro. Io raccomando sempre di verificare la validità dei lavori fatti, perché c'è comunque un controllo, visto che sono soldi della fiscalità pubblica. Bisogna stare attenti, cioè, è un grande progetto che può dare molta utilità, però bisognerebbe mettere ad esempio in piena tutela i professionisti che operano con delle polizze assicurative e fare in modo che questa misura, se noi la vogliamo far diventare veramente una tutela dell'ambiente, sia strutturale e anche seria, perché il problema nel mondo del consumo è che la serietà spesse volte manca, questa è una cosa che purtroppo verifichiamo in molti settori. Ecco Bellotto, ritornando alla questione delle bollette, no, della luce e del gas, con questi rincari da record che non si erano visti veramente da tantissimi anni, dei rincari di queste proporzioni, in questi mesi, a maggior ragione, insomma, in quest'ultimo periodo tante persone stanno ricevendo delle proposte di cambiare il proprio gestore per quanto riguarda la luce appunto e il gas, con l'obiettivo di risparmiare qualcosa. Bisogna fidarsi, non bisogna fidarsi, a cosa bisogna fare attenzione e poi come anche bisogna fare il calcolo per capire se effettivamente si va a risparmiare oppure no. Allora, dobbiamo dare un dato e il dato è che ad oggi la fine del mercato tutelato è il 1° gennaio 2023, punto. Cioè a dire che nel momento in cui vi si dice guardate che da luglio, da settembre non siete più col mercato tutelato, la comunicazione non è veritiera. Era solamente fino al 1° di luglio che la cosa riguardava le piccole imprese. Con la liberalizzazione del mercato dell'energia avvenuta in ossequio ad una direttiva della Comunità Europea, noi abbiamo nei fatti 700 piccole aziende che operano nel mercato dell'energia, le quali non producono energia ma rivendono, impegnandosi a pagare al fornitore la quota di energia, ma spesso non pagandola. A me tante volte capitano persone che dicono non solo che i costi sono elevati e differenti da quelli che erano stati concordati, ma a un certo punto dicono mi è arrivata anche la bolletta dell'Enel, come mai? È perché visto che il fornitore iniziale non ha pagato l'Enel, allora per dare continuità al servizio questi ritornano, e me ne capitano più di una. Non posso fare né nomi né cognomi, però ce ne sono tantissimi. Quindi alla fine il consumatore si trova a pagare 2 volte per la stessa bolletta, diciamo? Assolutamente sì. Allora, tante volte uno dice mi arrivano delle telefonate, come hanno fatto ad avere questo mio numero di telefono? C'è una vendita sotto banco di tanti numeri di telefono associati a codici fiscali, eccetera, eccetera, che permette ai vari operatori di mettersi in contatto. Non fidiamoci di queste cose. Se noi dobbiamo o riteniamo di vedere un'offerta valida, andiamo sul sito dell'ARERA, ARERA che è l'autorità dell'energia, e c'è un comparatore ufficiale. Non fidiamoci di ciò che troviamo in internet, perché in internet con la facilità di accesso ai dati, nei fatti la gente compra cose che non vorrebbe, dalle auto, addirittura ho visto gente che compra le auto senza nemmeno averle viste, piuttosto che altro. Per cui in particolare poi noi chiediamo sui pensionati, che sono le persone più soggette al fatto di essere anche truffate, magari poi parliamo anche della truffa del materasso. Come posso dire, si valutino molto attentamente le cose, perché qual è il problema che noi troviamo tra operatore corretto e scorretto? Se c'è un operatore corretto c'è una chiarezza nel contratto e c'è un'assistenza nel reclamo. Noi gestiamo reclami, ok?
la fattura è diversa, il contatore è sbagliato, eccetera. Se io ho un interlocutore serio, le cose vanno avanti magari tempo, 6 mesi, 7 mesi, però alla fine il risultato ce l'ho. Se io ho un piccolo interlocutore, una piccola azienda, la quale già di suo sa che sta facendo qualcosa che non dovrebbe fare, le risposte non ci sono. Io le dico, mi è capitato il caso di una nostra assistita che il giorno del compleanno è arrivata una bolletta di 1.900 euro. Ok, a Pasqua, il giorno prima, le è arrivata la minaccia di distacco, abbiamo fatto l'assistenza, a dicembre le era arrivata, sotto Natale, ancora un altro sollecito. Alla fine siamo riusciti a restituire a questa persona 1.657 euro, ma perché la struttura che ci ha dato risposta al reclamo è una struttura seria e non posso fare nomi, però è un grande operatore. I piccoli operatori creano più problemi che non altro. E poi, ultima cosa su ciò che invece è proprio scorrettezza, è il marketing piramidale sull'energia elettrica, perché ti dicono porta un cliente e tu avrai lo sconto, eccetera, eccetera. Ce ne sono tante, non posso, ripeto, fare le nomi né cognomi, però è una prassi scorretta che, per il fatto che qualcuno beneficia di uno sconto, porta dentro altre 10 persone, le quali poi finiscono per pagare anche per lui. Questa è una cosa che noi vediamo, facciamo le dovute segnalazioni e che dà veramente problemi. Ecco, quindi questi sono, diciamo, alcuni aspetti ai quali bisogna fare particolare attenzione. Vi capitano anche casi di contratti che poi alla fine prevedono sottoscrizioni di cose che uno nemmeno sa di avere firmato, insomma, pensando di cambiare gestore per la luce si trova che ne so, i pannelli fotovoltaici sul tetto che non aveva ordinato, perché ne abbiamo sentite un po' di tutti i colori, no, ultimamente. Guardi, sto seguendo 2 casi in questo campo. Un pannello fotovoltaico che ne so può costare sui 9.000 euro. Ci sono delle ditte che vendono per 17.000 euro il pannello fotovoltaico più la detrazione del 65% più l'energia, cosa che non si può fare. Nel senso che non è possibile comprendere nel costo detraibile dell'energia, oltre che il costo del pannello, anche il costo dell'utenza, e se arrivano le verifiche dall'Agenzia delle Entrate sono problemi. Allora, quello che io dico, nessuno vende nulla per nulla, loro ti fanno tutto il prospetto, sì, spendi 17.000, però in realtà il tuo risparmio è di 6.000, dopodiché se mi porti anche altre persone tu hai un risparmio di ulteriori 3.000. Non esiste. Queste cose nelle quali la gente purtroppo cade, perché sono bravi venditori, creano danni, e noi ci troviamo tante volte. Vede, il consumatore è tante volte parte debole, abbiamo bisogno della buona fede nell'esercizio contrattuale, però la gente, come posso dire, ci sono dei venditori i quali riescono a vendere anche cose che non ci sono. Alla fine arrivano da noi e cerchiamo appunto di aiutarli. Abbiamo una struttura, a Treviso Belluno siamo in 15 persone, per cui ecco, la squadra è ben strutturata e riusciamo a dare le risposte sia agli iscritti della CISL, perché la Adiconsum è un'associazione promossa dalla CISL, che anche agli altri con buona soddisfazione. Ecco, ma quindi il consumatore, diciamo, prima di sottoscrivere qualsiasi cambio di gestore o quant'altro, che cosa deve verificare per essere, diciamo, sicuro di non trovarsi poi delle, diciamo così, sorprese non gradite? Allora, per quanto riguarda energia e telefoni, non sottoscrivere subito nel momento in cui si viene contattati al telefono il contratto, chiedere che arrivi via email piuttosto che altro. Meglio addirittura rivolgersi direttamente all'ente che emette, facendosi mandare l'offerta e poi confermandola. Lo devono fare. Le persone anziane tante volte vengono contattate e gli viene poi fatto sottoscrivere il contratto a voce. Io ho sentito la lettura di un contratto di circa 3 pagine in 2 minuti e mezzo, non sto scherzando. Non è possibile valutare, e qui secondo me c'è un problema di buona fede, ok? Che è quello su cui punto. Dopodiché, se ci sono problemi, si fa un reclamo. C'è un reclamo, solitamente ci sono tra i 30 e i 45 giorni per rispondere, si vede se si riesce a trovare o meno un punto di accordo, altrimenti c'è una struttura di conciliazione che tutte le associazioni consumatori hanno, nelle quali si tratta di incrociare le esigenze.
E questo è noi abbiamo questa sulla patologia del rapporto. Dopodiché c'è quella che è la prevenzione, nel senso che noi abbiamo bisogno di creare cultura consumeristica anche per quanto riguarda la finanza, ad esempio, perché ci sono degli obbrobri che vediamo, e anche per quanto riguarda l'acquisto di altri beni, dall'auto ad altre cose. La leggerezza non fa mai bene. Ho un problema con una persona che ha acquistato un'auto con collegata una polizza assicurativa, che gli ha dato problemi perché erano state create delle false aspettative. Ecco, sono le false aspettative, pur di vendere, ciò che crea problemi alla gestione del rapporto. E noi cerchiamo di intervenire lì. Perché... Certo, quindi insomma la cautela, anche perché poi per quanto riguarda le bollette, insomma la luce e il gas, alla luce anche di questa stangata che sta per arrivare, sicuramente magari molti sono anche tentati, no, di cambiare a fronte di offerte che magari si presentano come vantaggiose, per cui insomma bisogna stare molto attenti. Mi chiamano la pubblicità, quindi io la devo salutare. Volevo proprio chiedere un flash, parlava di truffa del materasso, cos'è? Se ci dice rapidissimamente che poi la saluta. Semplicissima. Cara signora, è lei interessata a un servizio di scontistica? Ah sì, buon, perfetto, arriva una ragazza che ti offre questa cosa gentilissima. Ma mi faccio una firma qui perché sono passato a proporgliela. La signora firma, quello che ha firmato in realtà è un contratto che la impegna per l'acquisto di un bene compreso tra i 3.000 e i 6.900 euro, della quale si rende conto 15 giorni dopo, quando arriva il venditore che le ricorda che quello è un contratto. C'è la scenetta per la quale si cerca di mediare con un finto avvocato portando a 2.000 euro la cosa, però in realtà, non essendoci alcuna volontà contrattuale, noi come associazione a Treviso Belluno siamo riusciti nell'arco degli ultimi 3 anni a restituire almeno 90.000 euro a persone che erano state coinvolte in questa cosa a loro insaputa e che a noi si sono rivolte. Quindi ci sono stati tanti casi ultimamente di questo tipo. Sì, e la pandemia purtroppo ha accresciuto questa cosa perché la gente, tanti cercano in qualche maniera di fare dei soldi. E questo è molto molto triste. Allora io ringrazio Stefano Bellotto della Diconsum di Treviso Belluno per essere stato con noi e per questi consigli, insomma, che ci ha dato per evitare di incappare in spiacevoli sorprese. Grazie mille, buon lavoro anche a lei. Noi ora ci fermiamo per qualche istante con il nostro meteo e la pubblicità, ma restate con noi perché dopo parleremo di una impresa e di un'iniziativa molto bella che ha coinvolto 2 atleti paralimpici. A tra poco. Benvenuti al meteo. La massa d'aria sahariana si fa da parte, lasciando spazio a correnti più fresche che attenueranno lievemente il caldo e l'afa. Vediamo il dettaglio di venerdì 2 luglio. Sul Veneto il contesto sarà soleggiato dappertutto, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Tuttavia nelle ore pomeridiane non si esclude lo sviluppo di modesti annuvolamenti sulle zone montane che potranno dare luogo anche a locali precipitazioni. Temperature in lieve diminuzione, si smorza dunque la canicola, minime tra 15 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra i 26 e i 31 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove anche qui avremo bel tempo, tanto sole dappertutto, sui rilievi occasionali acquazzoni a carattere sparso. Temperature minime tra 15 e 22 gradi, massime sui 27 e 31 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui ampio soleggiamento dappertutto, sui settori alpini di confine nelle ore pomeridiane qualche rovescio. Temperature minime intorno ai 17-18 gradi, massime sui 30 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Ci siamo fatti mancare la collaborazione con la Polizia di Stato è stata
Eccoci, allora ben ritrovati, siamo nuovamente in diretta con il nostro telegiornale. In quest'ultima parte della nostra diretta abbiamo due ospiti per un'iniziativa davvero particolare: Bernardo Bernardini e Cristiano Carnevale, campioni paralimpici, che sono appena tornati da una iniziativa davvero molto bella, della quale abbiamo parlato anche nel corso dei nostri telegiornali, da Treviso a Roma in bicicletta, per sensibilizzare sulle problematiche della disabilità e dell'inclusione. Bernardo Bernardini, allora, vuole raccontarci un po' questa avventura, come è nata l'idea e di cosa si è trattato? L'idea è quella di far conoscere in modo un po' più concreto la disabilità, e sia i limiti ma anche i punti di forza che ancora una persona disabile ha e le opportunità che ancora ha. Perciò la Road to Rome è proprio tanto mettersi alla prova per noi, per riscoprirci, ma anche per metterci in comunicazione con chi ci vede, con chi ci supporta, con le aziende, con gli enti locali. Per cui è stata una bellissima esperienza quest'anno. Ci hanno accolto anche vari comuni e autorità. La Polizia di Stato ci supporta sempre con molto entusiasmo e calore, per cui siamo veramente felici. Ecco, in quanti eravate atleti a partecipare? Come vi siete organizzati? Quest'anno, gli anni scorsi l'avevo fatta da solo, quest'anno invece mi hanno accompagnato 6 atleti non vedenti con le loro guide, e in più c'ero io, e ogni tanto si è aggregato anche qualche normodotato. Gli atleti non vedenti sono venuti con dei tandem, per cui c'era davanti la loro guida, l'atleta non vedente dietro, e secondo me il tandem in sé sintetizza molto bene il concetto di inclusione sociale e di fare attività assieme, appunto perché con lo stesso strumento, lo stesso obiettivo, un normo e un disabile cercano di raggiungerlo assieme. Certo. Il coinvolgimento di Cristiano Carnevale, com'è stata per lei questa esperienza? Cristiano Carnevale, ricordiamo, campione paralimpico non vedente, triatleta anche, se non sbaglio, esatto, no? Quindi con un'esperienza sportiva molto importante. Sì, esatto. Beh, per me è stata una bella avventura, e conosco Bernardo da 4 anni, gli ho sempre detto, quando facevo queste iniziative, che mi piacerebbe essere stato coinvolto, e quest'anno, dopo 2 volte che la facevo da solo, ho avuto l'onore di essere stato coinvolto personalmente da lui in questa avventura, diciamo. Ecco, lo sport che cosa significa per lei? Ultimamente per me lo sport è quasi un motivo di vita, come una rinascita, una seconda opportunità, dico io, un sogno che si realizza, diciamo. Ecco, stiamo vedendo intanto delle immagini molto belle, no, del vostro arrivo a Roma. Bernardo, qui vediamo il Colosseo, siete proprio nel momento finale di questa avventura così bella. Sì, la Polizia di Stato ci permette di fare questa passerella tutti gli anni su Roma, e quest'anno essere stati in tanti è stata veramente una grandissima emozione, soprattutto perché anche da parte della polizia arrivano in tantissimi a supportarci con i loro mezzi. C'è la polizia in bici, ci sono le moto della staffetta e anche altri mezzi, per cui c'è molto calore da parte loro, ed è veramente emozionante, soprattutto per i ragazzi, perché dopo una settimana di fatica, perché è vero che abbiamo fatto 110 km al giorno di media, però i primi 3 giorni sono stati intorno ai 140 km ogni giorno, e è stato veramente pesante, soprattutto col caldo. Raggiungere l'obiettivo finale ed essere accolti così, li ho visti estremamente emozionati e felici, per cui è stata la mia gioia quello. Ecco, attraverso queste iniziative, no, voi volete come dire, sensibilizzare le comunità sulle problematiche della disabilità e dell'inclusione, no? Che riscontro sentite di avere? Guardi, il riscontro che sentiamo di avere è la vicinanza da parte delle persone. L'intento è quello appunto di cercare di far uscire i disabili dagli ambienti che si vengono a creare prettamente dedicati a loro, anche a livello sportivo, e di far sì, il mio obiettivo è quello di far sì che l'attività sportiva
venga svolta il più possibile in modo inclusivo, perciò facendo fare attività assieme a disabili e normo. Questo porta a una conoscenza sia da parte dei normo della disabilità, ma anche un sentirsi accettati da parte dei disabili, da parte della società, perché ci si sente inclusi nel senso che condividiamo assieme le stesse esperienze nello stesso momento. Questo è il grosso, quello che a me ha cambiato la vita, perché nel momento in cui ho avuto l'incidente il mio corpo è cambiato, io mi sono sentito inadeguato sia nei confronti di me stesso sia nei confronti degli altri. Lo sport mi ha cambiato in quest'ottica, mi ha fatto capire che le persone mi giudicavano non per quello che mi mancava, ma per quello che riuscivo a fare, per i valori che riuscivo a mettere in campo ogni giorno. E perciò organizzo questi eventi per far capire ad altri disabili, far provare ad altri disabili che magari hanno vissuto o vivono i miei stessi disagi, che le persone ci guardano anche per altri motivi, non solo per la disabilità. Certo, Cristiano Carnevale, lei come è arrivato all'approccio con lo sport? Tramite le associazioni, diciamo, le associazioni apposite per i disabili, nel caso mio l'Unione Ciechi, diciamo. Esatto, però mi ritengo fortunato perché io quasi sempre mi alleno con i normodotati, diciamo. Ecco, ricordiamo le sue specialità, no? Dicevamo triatleta, quindi lei diciamo che come si allena, come gareggia? Principalmente sono un atleta di atletica leggera, io vengo principalmente dalla corsa. Poi quando ho conosciuto Bernardo, lui mi ha stuzzicato con questa nuova avventura del triathlon, diciamo. Esatto. Lui è campione italiano sui 1500 metri, vice campione sui 5000, esatto. E corre in ogni dove, anche in montagna, per cui esatto. È un no limits. Mi piacciono le nuove sfide, diciamo, esatto. Certo, Bernardo Bernardini, lei accennavano poco fa all'incidente che ha cambiato naturalmente la sua vita. Per chi non avesse seguito in passato, insomma, la sua vicenda, vuole raccontare, ecco, che cosa a 19 anni ho avuto un incidente di volo mentre facevo un corso di volo per imparare a pilotare e diventare pilota. Mi sono rotto 3 vertebre, mi sono svegliato dopo qualche giorno di coma farmacologico indotto, che non riuscivo a muovere le gambe. Da lì ho fatto un paio di operazioni, sono stato in ospedale 99 giorni e cammino. Sono stato in sedia a rotelle per 4 mesi, ho camminato con le stampelle dei tutori per 1 anno e mezzo, ho fatto in totale 15 anni di fisioterapia e cammino con dei tutori alle gambe. A me manca il 70% della forza muscolare sulle gambe, ho un misero 30, però col mio misero 30 piano piano vado un po' dappertutto. Ecco, a lei dopo l'incidente le avevano dato anche delle prospettive, sì, insomma, mi detto che brutte, no? Non sarei più riuscito a camminare. Per fortuna non è stato così, da una parte ho avuto un'opportunità e dall'altra ho cercato di sfruttarla al massimo. Non a tutti capita questo tipo di opportunità, però neanche tutti riescono a sfruttarle e hanno la voglia di cercare di tirar fuori il massimo da quello che hanno. Ecco, è molto importante quello che lei dice, no? Perché qualcosa dipende anche da noi, no? Non è solo un fatto che dipende da circostanze esterne, la volontà, l'impegno, insomma, hanno un loro peso e un loro significato. Assolutamente dipende da noi, siamo noi gli artefici del nostro destino. E la fortuna, secondo me, si crea, perché le opportunità si creano. Capitano, ma bisogna cercarle. Ed è molto bello quello che lei sta dicendo, no? Perché è un messaggio, credo, di grande forza nei confronti di tutte le persone che si trovano a vivere la disabilità, o perché ci nascono, o perché appunto come lei in seguito ad un incidente vedono la loro vita all'improvviso cambiare. Potrebbe succedere a chiunque, no? In un momento della propria vita. E lo sport è un bellissimo tutore, nel senso che lo sport permette alle persone, ad esempio, che hanno avuto un trauma come il mio e perciò la vita è cambiata, il proprio corpo è cambiato, di riprendere fiducia in se stessi, perché lo sport è un ambiente protetto dove ci si può rimettere alla prova con calma, riscoprire i propri limiti ma anche le proprie opportunità. Per cui è un grandissimo supporto per i disabili. Purtroppo solamente, mi sembra, l'ASL ha comunicato che meno del 2% dei disabili fa sport
ed è preoccupante, perché potrebbe essere veramente una chiave di volta importante per la qualità della vita delle persone con disabilità. Sicuramente, quindi questa vostra, diciamo, attività è finalizzata anche a questo, no? A cercare il più possibile di sensibilizzare le persone, anche le famiglie, magari di ragazzi che si trovano ad avere queste problematiche, per incentivare l'accesso allo sport. Assolutamente, io lo dico sempre, se riesco a farlo io lo possono fare più o meno tutti. Nel senso buono, cioè io ho delle grosse limitazioni, non si vedono perché c'è un grosso lavoro dietro. Allora, molto spesso magari le persone non se ne accorgono, ma c'è un grande lavoro per riuscire a non far vedere queste limitazioni, e lo sport è quello che mi ha supportato. Cercare di portare altre persone a fare sport per me è importante, perché la qualità della vita, anche a livello non solo fisico ma anche a livello psicologico e sociale, si incrementa enormemente. Lei prima faceva sport o è stata una scoperta successiva? No, facevo sport ed è stato anche un motivo un po' di quel sentirmi inadeguato, perché il mio corpo non rispondeva più come prima e a me piaceva fare trekking, giocavo a basket, a calcio, ero una persona particolarmente attiva. Però, e proprio perché il mio corpo non rispondeva più come prima, è stato veramente difficile riuscire ad accettare questo cambiamento. Come è stato difficile perché non riuscivo più a fare quelle cose di prima che riuscivo a fare a livello sportivo, lo sport comunque mi ha aiutato per riscoprirmi e mi ha gentilmente fatto percorrere un percorso di conoscenza di me stesso di nuovo. Quindi è stato anche un cammino interiore, assolutamente, no? Estremamente educativo. I valori dello sport sono un viatico meraviglioso per trovarci. Ecco, Cristiano, lei invece come ha scoperto, diciamo, questa attitudine per lo sport e questo amore per la disciplina sportiva? Anch'io sono sempre stato uno sportivo, diciamo. Poi per un periodo, quando la malattia ha incominciato ad aggravarsi, ho smesso. E poi pian piano ho ricominciato, ed è uno stimolo per continuare e migliorarsi sempre. Sì, un motivo anche di tenacia e di non mollare. Quindi anche da bambino, insomma, lei da ragazzino praticava, è sempre stato, insomma, un appassionato delle discipline sportive. Sì, discipline sportive, esatto. Nel loro caso, secondo me, è molto bella la figura dell'accompagnatore. Sì, della guida, esatto. Che dona il suo, è uno dei doni più belli, secondo me, donare proprio tempo e le proprie energie per aiutare una persona a conoscersi, a riconoscersi, a ritrovarsi. Credo che sia uno dei regali più grandi, al di là delle donazioni in denaro che vengono fatte. Quella secondo me è uno dei regali più grandi. Ecco, magari volete parlarci un po' di questo, perché molti non lo sanno, no? L'accompagnatore di una persona non vedente nel caso dell'attività sportiva, che cosa fa e come si diventa accompagnatori? Perché magari tante persone potrebbero anche essere in qualche modo stimolate, no, da questa discussione per mettersi in gioco e mettersi a disponibilità, no? È anche uno dei motivi per cui la Doppla ci ha supportato e ci ha accompagnato durante tutto questo cammino, proprio per sensibilizzare nuove persone a fare da accompagnatori e da guide nei tunnel. Però credo che la parte accompagnatori, se la racconti tu, Cristiano, è meglio. In finale è un ruolo diciamo fondamentale. L'accompagnatore deve proprio immedesimarsi nell'atleta, deve essere la tua ombra, diciamo. E non è un ruolo difficilissimo, cioè io quando mi alleno anche ad atletica, magari tante volte stimolo un po' la curiosità, però poi visto che quando la gente si avvicina è uno stimolo anche per loro e tante volte è anche un motivo di soddisfazione e di orgoglio per le guide che ti accompagnano, diciamo. Certo che una guida per star dietro a lui deve essere un bel atleta, no? Perché... Assolutamente. Però non serve solamente correre forte per fare quel tipo di... Era una battuta, certo. Ma sicuramente... Assolutamente. Però anche solo per ad esempio io accompagno Cristiano in questi giorni in giro così, ma anche semplicemente camminare è che è l'unica cosa che posso fare con lui, perché lui va veramente troppo forte per me. Anche camminare è una riscoperta. Allora secondo me, facendo l'accompagnatore di una persona cieca, si ha la possibilità di vedere il mondo, sembra strano, ma da un altro punto di vista.
perché bisogna prendersi cura e tenere presente di una persona che si affida completamente a te in quel momento. Secondo me anche soprattutto per i ragazzi più giovani sarebbe un'esperienza importante da fare. Quello magari, ecco, il problema mio è che magari non ho tante guide giovani perché non so se perché è una paura o non hanno voglia di mettersi in gioco, diciamo. Credo anche i miei allenatori nel campo dell'atletica tante volte si arrabbiano perché tanti ragazzi giovani vedono che sono là però non si avvicinano, diciamo. C'è un po' di timore magari alle volte. Non si capisce perché, però... Forse anche magari proprio perché non si conosce, è un qualcosa che non si conosce, che quindi magari allontana, nel senso che uno ha dei timori, no? Ma che caratteristiche deve avere una persona per diventare accompagnatore? Nessuna caratteristica in particolare, perché io anche delle volte vengo accompagnato anche da delle ragazze, anzi da delle donne. C'è anche la mia allenatrice, non è giovanissima perché delle volte corro con lei, mi riscaldo con lei, sì. O anche il mio allenatore non è giovane, però delle volte facciamo anche delle gare assieme. Non è che ci vogliono delle doti particolari, ci vuole un po' di affiatamento, però niente di che, diciamo. Ci vuole un po' di voglia di mettersi in gioco anche diciamo. Per la guida. Superare certe barriere, il primo scoglio, ecco, secondo me. Che poi sono delle barriere, secondo me, solo mentali, diciamo, è un blocco psicologico. Perché poi quando uno prova, quasi tutte le guide che mi hanno accompagnato sono super contenti e dicono che è un'esperienza entusiasmante, anche per loro, sì. Ecco, dopo immagino che si creino anche tanti rapporti che vanno al di là di quello che è poi dello sport, esatto, il momento dell'allenamento in sé. Vuole raccontarci, ha avuto delle amicizie, poi qualcosa che le rimane anche nel cuore di questo? Moltissime amicizie, quello sì. Ma poi vedo che anche nell'ambiente tipo del nuoto, che sembrava uno sport singolo, anche quando vado in piscina ho conosciuto moltissime persone in piscina che poi ti riconoscono e magari anche tu non sembra, ma loro ti guardano e ti dicono no, stai attento che c'è uno con te in vasca, vieni di qua che sei libero. Cioè, si prendono cura. Sì, si prendono cura. E poi le posso dire che il mondo della disabilità è anche molto scherzoso, perché i disabili per primi si prendono in giro sui propri limiti e scherzano sulla disabilità, per cui non è un ambiente triste, ecco. E questo è importante da dire perché magari alcune persone normodotate hanno proprio questa paura magari di avvicinarsi per, chi lo sa, timore non anche di... No, anzi Cristiano, siccome abbiamo dormito in camera assieme durante questa settimana, abbiamo giocato e scherzato molto, l'ho preso un po' in giro, una volta l'ho mandato in corridoio a fare la pipì, però se ne è accorto. Se ne è accorto, esatto. Lo si può dire, però ormai l'abbiamo detto. Allora volevo intanto, far vedere la maglietta che ci avete portato, eccola qua, se dalla regia riusciamo a farla vedere, eccola qui, della manifestazione, no? Quindi Beh, quest'anno siamo molto contenti, abbiamo tanti luoghi importanti che ci hanno supportato, a partire dal centro Marca Banca. Sponsor, insomma, avete avuto sicuramente molte aziende che hanno creduto in questa iniziativa e vi hanno supportato e mi auguro insomma che anche attraverso questa trasmissione, attraverso quanto siamo riusciti a dire nel corso dei nostri telegiornali, seguendovi in questa bella iniziativa, si sia in qualche modo potuto stimolare qualcuno ad avvicinarsi a tutto ciò. Io vi ringrazio, grazie per essere stati con noi, grazie a Bernardo Bernardini e a Cristiano Carnevale e grazie naturalmente a tutti voi telespettatori per averci seguito. Buona giornata, arrivederci.